Buonasera a tutti, ecco, incominciamo un po' meno in ritardo del consueto, ringraziando i relatori perché sono stati puntualissimi tutti quanti. Buonasera, benvenuti alla conclusione di questo percorso che abbiamo fatto e che abbiamo chiamato corso di formazione politica. Ecco, lo ripeto e mi scuso per quelli che hanno già sentito questa riflessione, formazione politica non intesa in senso di formazione, ecco, scuola di partito, che peraltro, ecco, io continuo ad auspicare perché a sto mondo non si improvvisa niente, ecco, quindi sarebbe utile qui formazione politica intesa nel senso di dare strumenti al cittadino che vive insieme ad altri cittadini, da qui quindi politica, quindi per avere consapevolezza di ciò che accade attorno a sé, per capire il ruolo che ha, ecco, in un contesto sociale. Quindi abbiamo fatto questo percorso, l'abbiamo fatto con due appuntamenti iniziali tenuti dal professor Crisostolo, che è qui stasera per moderare il dibattito, della professoressa Ripamonti. Ecco, vi ringrazio della vostra presenza perché ecco, so che rispetto a questi temi abbiamo dei richiami ai quali siamo un po' più sensibili, ecco, per tante ragioni, quindi inutile che... E vedere, ecco, che c'è interesse a queste tematiche ci conforta perché, come dico spesso, la nostra associazione non si è costituita per fare eventi. Ecco, a volte riesce anche a farli come conclusione di qualche iniziativa, ma il nostro compito, quello che ci siamo affidati, è quello di creare processi, di indurre riflessioni, stimolare iniziative. Per cui ecco, vedere, ecco, persone così disponibili ci conforta anche nel proseguire in questo percorso. Ringrazio le persone che sono presenti, intanto voi tutti, Luca Spavanetto, che è consigliere regionale per Fratelli d'Italia, e la sua dirimpettaia, ecco, così. Non so, in consiglio regionale se siete... ecco, quindi vedete che ho azzeccato giusto. Francesca Zottis, ecco, nel Partito Democratico, il direttore generale dell'USL 4 e il professor Grisostro, che ho detto. È un dibattito politico perché dalle idee che abbiamo sentito, dalle considerazioni che abbiamo fatto, bisogna dare gambe a queste cose e quindi la politica c'entra in questo campo, è il campo, ecco, delle attuazioni. Preciso, perché giustamente quando ho sentito il direttore Filippi ha detto desidero che sia molto chiaro, ecco, quali sono i ruoli diversi, infatti anche nel locandina abbiamo precisato le due gambe sui quali cammina la sanità. Da una parte chi ha la responsabilità delle scelte politiche e poi invece chi dà attuazione a queste scelte politiche. Abbiamo chiamato due posizioni politiche diverse, perché parlarsi allo specchio per avere ragione da soli è una... Lei ha una riunione aveva detto domani un convegno di psichiatria, ecco, credo che sarebbe uno che si parla allo specchio per avere ragione, ecco, sarebbe, potrebbe essere un prototipo di... E invece avere un confronto di idee diverse, ecco, dove sono diverse, motivatamente diverse, anche perché dico, queste sono occasioni in cui si dimostra che la politica, quando è fatta seriamente, non soltanto è utile, ma anche ha un sapore diverso. E quindi
Quindi questo è un po' il nostro compito. Saluto qui davanti ho l'assessore alla cultura e ai servizi sociali, il consigliere Mpasean. Dietro abbiamo, e saluto con grande cordialità anche il direttore della Casa di Cura Rizzola, presenza storica nel nostro territorio, e lo ringrazio della sua presenza che ci onora, perché questo significa, ecco, che c'è questa attenzione comune ad un soggetto comune che è il cittadino, che ha bisogno, ecco, di mantenersi in salute. Il sindaco è qua, eccolo qua, stavo per dire il sindaco e il consigliere Rugolotto, ecco, si mette sempre dove non si vede mai, ecco, in fondo, là, ecco, Roberto. Allora, sindaco, stavo per dire che tu saresti arrivato un po' più tardi, ti prendo al volo o preferisci... Facciamo dopo, quindi incominciamo subito. Allora, grazie per la vostra presenza, mi pare di aver detto l'essenziale per inquadrare questo appuntamento. Professor Grisostolo, a lei la parola. E la responsabilità anche, oltre che la parola. Dei tempi, ma ci siamo accordati e confido, ecco, in una collaborazione. Beh, io sarò molto breve, io ho parlato quasi un'ora e mezza alla mia lezione, quindi sono sopravvissuti comunque, vedo tutti in salute, chi è venuto, quindi il che mi fa piacere, ma quindi oggi parlerò molto poco. E faccio solo veramente una considerazione iniziale. L'idea, come ha detto il Presidente Rossi, è mettere assieme tecnica e politica. Perché? E farle dialogare, riflettere. Perché io credo che una delle più grandi sfide del nostro tempo per la politica sia proprio quella di evitare due estremi. Da un lato la tecnocrazia, cioè la politica è morta, le decisioni sono solo decisioni tecniche, in fondo, la politica quindi non serve a niente. Questa a mio parere è una grande stupidaggine, scusate una parola poco scientifica, poco da docente forse, perché le decisioni politiche esistono, le visioni politiche esistono. D'altro canto però, quindi la politica non è morta, non muore nella tecnocrazia, però al contrario, ed è il rischio opposto in un'epoca dove distinguere a volte il reale, ciò che non è reale, con la comunicazione, i social, eccetera, una politica che prescinde del tutto dalla realtà, prescinde dalla tecnica e è fatta solo di slogan, di sparate, scusate questo termine. E invece no, la politica deve continuamente dialogare con la tecnica. E la politica è proprio ciò che sta a metà tra le persone e le scelte tecniche, le media al corpo elettorale, che poi fa le sue scelte. È quello che spero riusciremo a fare questa sera. A me moderare piace perché intendo questo compito come il compito di chi cerca di trovare, di stimolare su dei temi che interessano e di far emergere, ecco, le diverse idee che ci sono. Penso questo sia l'obiettivo che ci dobbiamo dare. E invece le cose su cui siamo tutti d'accordo, per cui c'è solo da rimboccarsi le maniche e da cercare di risolvere i problemi nei limiti del possibile. Ecco, forse ho un limite, no, ne ho tanti, ma c'è uno che è evidente: non vivo a Jesolo, quindi non conosco le specifiche problematiche, ecco, di questa realtà, ma qui, ecco, oltre che i relatori invece le conoscono bene, ma qui chi è che mi deve aiutare? Mi dovete aiutare voi. Ok? In realtà il dibattito iniziale che faremo è lo intendo come un antipasto, sarà un antipasto corposo, però poi c'è lo spazio per le vostre domande che giustamente si dovranno nutrire anche delle cose che vedete, delle cose che ritenete, ecco, più importanti. Riepilogo brevemente che ci sono stati appunto 2 incontri. Il primo incontro l'ho tenuto io e ha avuto un carattere più schiettamente giuridico, quindi siamo partiti dalla Costituzione, la salute è un diritto, l'articolo 32, e abbiamo cominciato però anche a vedere le problematiche che ci sono sotto tanti aspetti e che il diritto cammina su delle gambe, che sono le gambe del servizio sanitario per diventare effettivo. Nella seconda lezione, per chi non c'era, ecco, e sono comunque, lo dico, entrambe disponibili su YouTube nella pagina dell'associazione, la dottoressa Ripamonti ha fatto una lezione più tarata, è una politologa, quindi più attenta alle organizzazioni, meno alla norma e più alle organizzazioni, ha parlato delle varie forme in cui si può organizzare il servizio sanitario e poi in particolare di quello del Veneto.
Quindi ora io mi taccio, partiamo con un breve video della dottoressa Ripamonti, che purtroppo questa sera non può essere qui, però ecco, ci saluta, dice una parola su quanto ha detto e finisce con una domanda, che sarà la prima domanda che io poi farò passare, ecco, ai nostri ospiti di questa sera. Care tutte e cari tutti, io sono Gaia Matilde Ripamonti, sono una ricercatrice dell'Università di Trieste, in particolare al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e ormai qualche venerdì fa ho tenuto qui una lezione sui sistemi sanitari regionali e in particolare sul sistema del Veneto. Innanzitutto concedetemi di dire che mi dispiace tantissimo non essere lì con voi, purtroppo avevo già preso degli impegni in precedenza, però penso davvero che questa sia un'occasione unica, così come unico è anche credo il corso di formazione politica, un'occasione unica perché vi ritrovate lì tutti insieme accademici, rappresentanti politici e gli individui che sono titolari del diritto alla salute di cui abbiamo parlato in questi giorni e quindi credo che sia veramente una bella serata per tutti quanti, anche un modo per la cittadinanza per fare quelle domande puntuali e interessanti così come sono state rivolte a me durante la mia lezione a chi prende poi le decisioni appunto in tema di politiche sanitarie. La mia domanda è una domanda di apertura dei lavori, potremmo dire, quindi sarà abbastanza generica. E ovviamente però cercherò anche di snocciolarla in tre, diciamo, punti di modo che sia più facile rispondere, sia più facile seguire la risposta, considerando la difficoltà ovviamente di parlare di un tema così complesso come la salute, il diritto alla salute e la sanità. Per poter però farvi la mia domanda, concedetemi un minutino per poter riassumere, anche un po' introdurre il discorso, riprendendo quello che ci siamo detti durante la mia lezione di qualche venerdì fa. Io vi ho parlato di sistemi sanitari regionali, in particolare poi ci siamo soffermati sul modello Veneto, partendo proprio dalla regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, non guardando semplicemente, diciamo, gli avvenimenti da un punto di vista storico, ma cercando anche un po' di problematizzare quello che è successo negli ultimi decenni. Abbiamo parlato della difficoltà ovviamente di creare un modello di sistemi sanitari regionali italiani, date le grandi differenze che ci sono tra i territori, ma soprattutto il fatto che, come abbiamo già detto, quella della sanità è una materia davvero molto complessa, per cui bisogna tenere assieme degli aspetti che sono davvero tanto diversi e quindi anche noi accademici abbiamo difficoltà a trattarla come una materia unica e molto spesso ci soffermiamo su dei punti in particolare. Quindi noi abbiamo provato un po' a fare un esercizio durante la seconda parte, potremmo dire, della mia lezione, che è stato quello di leggere i dati che riguardano il Veneto, cercando proprio di fare questo, cioè di leggerli assieme per poter arrivare a un'idea di salute e di diritto alla salute che il modello Veneto sembra suggerire o a cui quantomeno sembra aspirare. Abbiamo quindi guardato ai dati del Veneto sotto un punto di vista macro, meso e micro, il che significa guardare tutto dalle strutture e ruolo delle ASL all'interno appunto dei confini regionali fino ai servizi che vengono offerti e numero e capillarità della distribuzione del personale sanitario per arrivare poi al modo in cui e alla misura in cui noi individui appunto ci godiamo dei servizi che vengono offerti e quindi come il servizio effettivamente risponde alle esigenze di salute e di benessere. Tutto questo perché? Perché per arrivare diciamo al punto fondamentale di quella che era la lezione, cioè che ogni scelta organizzativa, anche la più organizzativa possibile, in realtà nasconde un'idea ben precisa di che cosa significa salute e cosa significa diritto alla salute. Ogni decisione è una decisione politica che ha delle conseguenze sul contenuto del diritto alla salute e dunque l'organizzazione diversa dei sistemi regionali lungo la penisola fa sì che lo stesso contenuto del diritto alla salute cambi da un territorio all'altro. Ecco, quindi tutta questa introduzione, perdonatemi la lunghezza, per chiedervi appunto questo, cioè
personalmente, ma soprattutto da un punto di vista politico, che cos'è per voi, cosa significa per voi salute, che cos'è per voi il diritto alla salute, quale contenuto ha e, se possibile, quali sono secondo voi i 3 principi, le 3 priorità che il legislatore regionale, ma anche ovviamente locale e nazionale, deve seguire per l'organizzazione e la gestione del sistema sanitario. Bene, siamo entrati nel vivo, io cambierò i giri di tavolo, se non c'è niente in contrario partirà dalla consigliera Zottis. Prego. Grazie intanto, grazie insomma all'associazione per aver organizzato questi incontri e a chi ci sta moderando e a chi è qui questa sera. Allora, per quanto mi riguarda, il diritto alla salute è la presa in carico complessiva della persona e quindi la capacità del sistema pubblico anche in coordinamento, meglio in qualche modo in coordinamento, adesso in condivisione con quelli che possono essere anche i settori privati, della presa in carico della persona per quello che è, da quando nasce a quando muore. Questo è evidente che si basa su quelli che sono i principi dettati, anche il principio di uguaglianza, il principio di universalità, il principio di equità, che dovrebbero in qualche modo basare poi le scelte anche del legislatore sia nazionale sia regionale. Per quanto riguarda l'aspetto poi diciamo di equità, è evidente che c'è un'equità anche di finanziamento, quindi un'equità nella cura, ma anche un'equità di finanziamento e quindi di parità di finanziamento tra i diversi territori. Questa è una discussione che alle volte, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto territoriale, penso alle impegnative, c'è anche all'interno della regione, sono cambiati anche i sistemi con cui si vanno a calcolare, per esempio, le impegnative che vengono date all'interno dei centri servizi per anziani. E c'è un aspetto di equità anche in termini di numero, per esempio, di medici nei territori, come ragionare in un territorio di Cavallino che è estremamente, diciamo in qualche modo estremo e lontano e scomodo, per usare un linguaggio molto comune, e invece come ragionare in un territorio come San Donà che ha invece, diciamo, difficoltà per certi aspetti inferiori in termini di raggiungibilità e anche di prossimità, per esempio all'ospedale stesso. Ho fatto questi esempi per far capire anche cosa, diciamo, per quanto mi riguarda. Poi a questo è evidente che si dovrebbero collegare poi quelli che sono in qualche modo degli investimenti che rendono la presa in carico globale della persona, che è un altro chiaramente principio su cui si basa poi diciamo, l'erogazione dei servizi per la salute, e che in questo momento, a parere mio, dovrebbero concentrarsi su alcuni investimenti che potrei raggruppare in quelle che sono, diciamo, le reti di prossimità, il personale prima di tutto, le reti di prossimità. Cioè, il personale è chiaro che è una decisione tra quello che è a livello nazionale e quello che è a livello regionale, però ci sono alcune scelte che possono essere fatte anche a livello regionale. Personale, reti di prossimità e innovazione. Lo dico perché nel momento in cui si dice giustamente che l'aspetto organizzativo e tecnico e anche politico, è evidente che bisogna scegliere quelle che sono anche delle macro priorità su cui poi si collega tutta la parte di prevenzione, salute mentale, quindi possono essere delle priorità invece più, diciamo, più tecnicamente da macro al micro, per capire poi dove sono i fabbisogni ad oggi su cui investire maggiormente, perché c'è più bisogno magari rispetto ad altri. Quindi dopo questo è un discorso che si potrebbe allungare. Ho fatto 2 esempi perché secondo me, per esempio, la prevenzione e la salute mentale sono 2 diciamo poi i sottotitoli a quello che ho detto prima, che meriterebbero degli approfondimenti specifici e anche degli investimenti specifici, su cui in parte comunque c'è anche una discussione, su cui proprio per la salute mentale in Veneto prima c'era un 3% di investimento rispetto a quello che è, diciamo, il fondo dato, adesso si è passati da un mese, 20 giorni, si è fatta una delibera di giunta passata in quinta commissione in cui si è finalmente arrivati al 5% di diciamo di investimento rispetto al fondo. Quindi per far comprendere quelle che possono essere delle modalità di presa in carico, rete di prossimità, perché la persona, se deve essere presa in carico, deve essere presa in carico nella sua globalità e lo è presa in carico dal territorio. L'ospedale, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere in qualche modo l'ultima parte a cui ci si affida. Poi ci sarà modo, penso, di approfondire questo discorso con altri tipi di domande, quindi non mi soffermo, anche per stare dentro i minuti che mi ha dato. Grazie mille, esemplare, e quindi io faccio invece esattamente il contrario di quello che dovrei, cioè faccio una chiosa, non vi arrabbiate, ma penso che questa sia una cosa che, in cui troviamo una collaborazione tra le forze politiche, il vostro ruolo di consiglieri regionali
e lei ha fatto un cenno, compito dello Stato, compito della Regione, penso che sia importante, appunto dico questo prescinde chiaramente dallo schieramento politico, che facciamo capire ai nostri interlocutori che magari non sono sensibili ai ruoli dei livelli istituzionali, cosa può fare, per esempio la Regione, invece cosa deve fare lo Stato. Ecco, prego. Su questa domanda penso che non ci sia grande dibattito, nel senso che entrambi condividiamo insomma quello che è il diritto alla salute e cosa intendiamo per diritto alla salute. Spesso però diritto alla salute noi lo limitiamo alla cura. Io aggiungo un'altra cosa, giusto per far capire che insomma spesso in commissione non litighiamo su queste cose, di solito si litiga più che altro magari sugli stanziamenti perché poi la coperta è corta, su questo litighiamo, però sul principio di come poi viene gestita dai nostri dirigenti, che io ringrazio perché comunque sono persone preparate e una grande macchina amministrativa come la Regione del Veneto insomma lo dimostra in maniera quotidiana, c'è sempre di meglio e si può sempre fare meglio, sia chiaro, questo per tornare anche al passaggio iniziale, politica e parte tecnica, perché sono fondamentali, bisogna dirlo. Se la sanità funziona grazie alle scelte politiche, ma grazie anche soprattutto alla parte tecnica che naturalmente ci lavora e dà gli indirizzi giusti e non diciamo solo a esigenze territoriali che spesso e volentieri però poi non riescono a colmare quelli che sono i vuoti in campo sanitario. La seconda cosa appunto che dicevo, cioè non è solo la cura, perché la cura è come si diceva prima, ovvero l'ospedale deve essere l'ultima delle funzioni di una sanità che funziona, è quella della diagnosi. Sempre di più in questi anni si parla di diagnosi, cioè tutto quello che è diagnosi o tutto quello che si riesce a diagnosticare poi evita effettivamente non solo magari delle lunghe malattie o delle grosse difficoltà per chi va a curarsi, ma soprattutto è un costo vero e proprio. E su questo devo dire che molti dei nostri ospedali in questo momento si stanno specializzando proprio sulla diagnostica perché è necessaria proprio per evitare questo. Per quanto riguarda invece quello che è il funzionamento Stato e Regione in campo sanitario, per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi, adesso qui magari possiamo anche discutere perché rispetto a quello che è l'inflazione, il PIL, insomma avete visto sicuramente il dibattito in questi mesi è aumentato naturalmente di qualche miliardo di euro lo stanziamento in campo sanitario. Qualcuno dice sì, ma l'inflazione è cresciuta, i costi sono sempre maggiori, eccetera, eccetera. Vero, questo lo sappiamo, però comunque l'attenzione da parte dello Stato nei confronti della Regione c'è, come da parte della Regione naturalmente è stata subito messa in campo con la delibera dei 55 miliardi, insomma, che per le associazioni e tutta la parte delle cooperative della cooperazione sociale, ovvero tutte quelle persone che non hanno e non riguardano solo la parte della cura finale, diciamo, quindi quella che noi intendiamo come il primo intervento o l'operazione in sé, ma tutta quella parte che poi va a seguire i disabili, gli anziani e soprattutto anche la parte più infantile, che è quella magari che spesso insomma vediamo negli esempi più importanti. Ecco, su questo come dicevo prima, cos'è per me la sanità? La sanità e il diritto alla salute sono la cura quanto la diagnostica. Poi se noi parliamo dei tre principi fondamentali, posso condividere naturalmente sia il principio di universalità che l'equità naturalmente di accesso naturalmente alle strutture sanitarie, questo è alla base. Io aggiungo un'altra cosa che ormai è diventato una consolidata, ma insomma rispetto magari a 30 anni fa, la libertà di scelta del luogo in cui curarsi. Perché oggi abbiamo visto insomma che questo da una parte non è che porta via lavoro, a mio avviso incentiva le strutture a fare meglio. Questo deve essere, quindi non una competizione tra le strutture, ma cercare di far sì che una persona possa andare a curarsi dove crede meglio, naturalmente in questo caso all'interno magari della propria regione, sperando che ci siano più eccellenze, ma dall'altra parte anche a quelli che magari non riescono, diciamo, a dare delle risposte utili o comunque essere attrattive sotto questo punto di vista, appunto la possibilità di curarsi dove uno meglio crede. Attenzione anche che questa cosa l'abbiamo vista adesso sulle questioni delle
delle liste d'attesa, dove appunto il decreto del governo che era stato fatto per cercare di aggiustare e quindi andare a colmare dove le regioni potevano dare soluzioni, diciamo, più veloci rispetto a regioni che invece erano indietro, e quindi dovrebbe essere quasi una cosa naturale che c'è, esiste. Purtroppo però, e qui chiudo, siamo stati abituati, soprattutto in determinate situazioni, a ragionare o a fare scelte politiche solo in emergenza. Questo è stato il grande sbaglio, diciamo, forse degli ultimi anni, ma questo parlo in generale, ma in maniera trasversale, cioè fare le scelte in emergenza, colmi un vuoto, ma naturalmente lasci spazio invece o lasci scoperto qualche altro ruolo. E su questo, e torno al preambolo della politica e della tecnica, c'è stata una mancanza, sicuramente, c'è stata una mancanza perché la sanità lavora sicuramente sull'emergenza, lavora sicuramente sulla diagnostica o comunque tutto quello che va ad influire nel futuro deve partire da una programmazione che non è facile, lo sappiamo, però è tutto in campo sanitario, è tutto, e purtroppo l'abbiamo visto, diciamo, in maniera tombale con il Covid. Abbiamo visto che con il Covid, perché finché sono emergenze o situazioni come le liste d'attesa che si allungano, ancora toccano una parte della popolazione. Con il Covid abbiamo visto che la programmazione in determinati settori era la cosa più importante. Su questo posso dire, ma insomma penso che lo possiamo dire entrambi, i nostri ospedali oggi sono attrezzati e cercano di guardare avanti e andare oltre, insomma, quello che è l'emergenza quando ormai è scoppiata e quindi non si può fare nulla. Molte grazie. Il dramma del rapporto tra politica e programmazione, lancio una battuta, secondo me è questo: programmare, siamo tutti d'accordo, è il cuore della buona politica, disegni un futuro. Il problema è che il ritorno elettorale non ce l'hai sulla programmazione, questo è un dramma, penso che siamo tutti d'accordo, perché l'utente, la persona, l'elettore, quindi vede gli esiti della magari cattiva programmazione o buona che ha fatto chi c'è stato prima di te. Però la programmazione che fai ora darà frutto più avanti, e quindi è qua, direi, è il cuore del coraggio della politica, no? Il coraggio di programmare. Non invidio il direttore, perché chiedere a un medico che cos'è la salute è come chiedere a un giurista che cos'è il diritto, probabilmente. Io non vorrei mai mi facessero questa domanda, ma le affido in 5 minuti un tema su cui forse ci potrebbe parlare 5 giorni. Buonasera a tutti, grazie. Beh, non è che sia poi una domanda così cattiva, c'è di peggio. Allora, rilancerei. Allora, credo che sia molto chiaro per chi lavora in sanità che cos'è la salute, ed è validissimo ancora il concetto che ha lanciato l'OMS qualche decennio fa, dicendo la salute non è soltanto l'assenza di malattia, ma la salute è il benessere complessivo dal punto di vista fisico, sociale, economico, relazionale. Ma questo perché è ancora, diciamo, valido? Perché oggi più che mai noi comprendiamo come nel stare bene, per poter star bene, la partita non si giochi solo tra gli addetti al sistema sanitario o al sistema sociosanitario, ma sia una questione che riguarda la comunità, riguarda i comuni. Pensiamo agli ambienti dove viviamo, al luogo di lavoro, pensiamo alla sanità, uso questo termine, è improprio, degli alimenti, dell'aria, dei posti che frequentiamo, all'attività sportiva, al tempo libero. Sono tutte situazioni che creano salute. Questo è il concetto vero di salute, ed è importante perché su questo tema si gioca poi anche la salute dei prossimi decenni, perché se continuiamo a pensare che la salute sia un tema che riguarda la sanità e togliamo l'attenzione, lo sguardo da tutte quelle azioni che possiamo o che gli attori di un contesto, di una comunità possono mettere in campo, e chiaramente avremo sicuramente una salute che sarà più la rincorsa dopo che la malattia è presente, piuttosto che non un'azione di prevenzione. E mi allaccio al secondo quesito che poneva la docente nel video, no? Questo diritto alla salute. Allora, la salute è un diritto sicuramente, lo ha ricordato lei, professore, articolo 32 della Costituzione, che tra l'altro fa un passaggio anche molto importante che ci riguarda. Il nostro è uno dei pochissimi
modelli assistenziali universalistici, no? Però attenzione, perché la Costituzione dice garantisce cure gratuite agli indigenti, non a tutti. E quindi c'è una parte di popolazione che non è indigente che forse più che avere cure gratuite potrà compartecipare, no? Anche se poi si parla di prestazioni essenziali. Allora, la salute è sicuramente un diritto e quindi cerchiamo di garantirla a tutti, ma la salute è anche un dovere, è prima di tutto un dovere per tutti i cittadini, perché prima di ammalarsi normalmente si sta bene, a meno che non si nasca con una patologia. Allora, è un diritto nel senso che ognuno di noi ha l'obbligo morale verso la comunità di rispettare la propria salute. Rispettare la propria salute vuol dire stili di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, evitare sostanze che possono danneggiare la salute, ambienti di lavoro sani, luoghi di vita domestica e non sani, e vuol dire rispetto per gli interventi che si fanno in un territorio, salvaguardia delle acque, salvaguardia dell'aria, quello che si diceva prima, no? Quindi è un diritto che va tutelato e rispettato proprio perché è un diritto molto, molto prezioso. Oggi più che mai la salute costa perché non è più, il sistema non è più quello di 30, 40, 50 anni fa, è un sistema che è evoluto, la stessa Costituzione è stata in parte modificata dalla prima grande riforma del ministro Anselmi, quindi siamo ancora nel 78 e poi successivamente quando ci si è resi conto che quella riforma apriva gratuitamente a troppi, si è andati verso il concetto di aziendalizzazione con le successive 2 riforme, no? Quelle che oggi sono ancora attuali e con un'attenzione anche alla sostenibilità del sistema. E vengo ai criteri. Quali potrebbero essere i criteri cardine? Probabilmente sono ancora validi quelli che hanno ispirato la Costituzione e che hanno ispirato soprattutto la prima grande riforma, quella che tutto il mondo tuttora ci invidia, no? La legge 833. Però li vedrei un po' integrati, nel senso che è un mix di criteri. Allora, gratuità assolutamente sì, ma anche compartecipazione da parte di chi può compartecipare, e gratuità agli indigenti, cosa che garantiamo. Sostenibilità affiancata alla possibilità di universalismo. Garantiamo tutto, però attenzione, il tutto deve essere sostenibile. Siamo all'interno di un sistema dove tutti noi concorriamo alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Quindi ci deve essere anche attenzione a quello che facciamo, sapendo che le cure non si negano, le cure quelle che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Questo è un altro aspetto che ci caratterizza, l'aver individuato quelle che sono le cure che vanno garantite a tutti, no? Indistintamente. I livelli essenziali di assistenza vanno garantiti a tutti. Tutto ciò che è fuori dai livelli essenziali di assistenza, che periodicamente c'è qualcosa che entra e esce, non è necessariamente da garantire, quindi se l'utente lo vuole se lo acquista, quel tipo di, penso insomma a chirurgia estetica, per fare un esempio molto banale. Però quello che sta nei LEA va garantito, però oggi sappiamo che quello che sta nei LEA non ha lo stesso livello di sostenibilità di 40 anni fa, no? Il consigliere ha fatto l'esempio delle tecnologie, 20 anni fa i nostri ospedali avevano tecnologie di un certo tipo, a basso costo, ovviamente molto più semplici, molto meno performanti. Oggi abbiamo tecnologie, penso alle TAC, penso alle risonanze, penso anche agli ecografi, che danno visioni in 3D, ma sono macchine che costano, sono macchine che consumano, sono macchine che richiedono competenze che devono essere anche pagate, perché anche i professionisti hanno un valore nel mercato, e quindi tutto questo deve essere assolutamente sostenibile. Ovviamente poi l'ultimo criterio credo che sia quello dell'accessibilità, no? E quindi la possibilità di accedere alle cure in tempi che siano adeguati, nel rispetto delle condizioni delle persone, secondo criteri di priorità come è giusto che sia, nella struttura più vicina sì, ma anche no, meglio nella struttura dove quella prestazione può essere garantita nelle migliori condizioni, nelle condizioni di maggior sicurezza e appropriatezza. Moltissime grazie, credo che in questo primo giro di tavolo, ma possiamo dire, sono emersi alcuni principi comuni. Questo mi sembra indiscutibile. Sono emersi secondo me anche alcuni problemi che troveremo nel corso del nostro dibattito. Da adesso in poi parleremo non più di principi ma di questioni molto specifiche e concrete. Ma ecco, ne segnalo alcuni. Primo tema, il tema della competizione fra territori, differenze fra territori che hanno esigenze diverse
e anche però strutture diverse. Questo veramente lo troviamo a livello micro, abbiamo citato Cavallino prima, non vi dico quando mi rendo conto delle peculiarità, perché conosco la struttura del territorio, ma vi dico anche che se penso ai problemi che abbiamo con i paesini in Carnia, io sono friulano per chi non lo sa, eccetera, dove si mette mezz'ora in ambulanza ad arrivare, e questa mattina ero a Udine e il Messaggero, che è il giornale locale, parlava dei friulani dove vanno a farsi curare quando vanno fuori regione. Quindi abbiamo la competizione pure fra regioni, naturalmente, non solo dove il divario è macro e quindi il tema nord-sud, eccetera, ma pure tra regioni ben strutturate. E poi il tema, si è detta la parola libertà, e dietro quella parola io leggo anche rapporto pubblico-privato, le strutture, sarà un altro tema che emergerà nel corso della nostra conversazione. Bene, allora adesso ci sono le mie domande. La prima domanda è un tema che penso sia concreto, attuale e molto vivo per tutti, su cui c'è dibattito politico, e il tema è i medici di base, la medicina di prossimità. Ci sono tantissime idee contrastanti, partita IVA, quindi liberi professionisti, proposte che dicono andiamo nel senso dei lavoratori dipendenti, libertà di organizzazione, erogo il servizio dove voglio, oppure creo delle strutture, medicine di comunità, dove il professionista deve lavorare. Da un lato si dice che ne è della libera scelta, voglio scegliere il mio medico di base, diciamo di fiducia, dall'altro si dice voglio trovare sempre qualcuno a qualsiasi ora da cui posso andare. Ecco, che idee abbiamo? Direi cambiamo il giro di tavolo e parto da sinistra, ecco, non politicamente, ma dalla mia sinistra, ecco. Allora, io parto da un principio e sotto questo punto di vista sono molto conservatore, nel senso che io vedo il medico di base, poi naturalmente qualcuno potrà dirmi l'importante è che curi bene, come la persona che una volta era insomma la persona più vicina anche per territorialità a chi poi andava a curarsi, ed è la persona di riferimento, insomma è la persona che se fa bene il suo lavoro evita, diciamo, molto di quello che poi va a finire in ospedale. Purtroppo i tempi cambiano e insomma 10 anni fa, quando parlavamo di medici di base, quando un medico di base chiudeva o si spostava, iniziava la tragedia, giusto? Perché il medico, non c'è più il medico su quella cosa lì. Ormai ci siamo abituati invece a forme diverse, ovvero dove i medici di base si riuniscono e magari si riescono a strutturare in maniera diversa. Entrambe le cose possono avere i lati positivi e i lati negativi. Un lato positivo dico spesso che è quello del fatto che si riesce a trovare magari il sostituto subito, perché spesso e volentieri succedeva che tu andavi al medico di base, c'era il cartello fuori perché eri in ferie o perché in quel momento lì non poteva, dovevi andare da un altro medico di base. Oggi invece magari determinate strutture raggruppano più medici di base e quindi possono dare una risposta diretta. Poi su questo aggiungo una piccola cosa sulla capacità del medico di base, che può essere quella anche degli strumenti che possiamo utilizzare, perché il medico ti dà la cura e tu naturalmente devi seguirla, e poi però il problema è che spesso e volentieri, su questo poi il direttore potrebbe dare qualche dato in più, chi poi torna in ospedale a curarsi non è colui che ha avuto, diciamo, un incidente di percorso, ma è colui che non segue la cura attentamente. Su questo la tecnologia inizia ad aiutare molto di più. Però tornando appunto alla figura dei medici di base, io non so dire se sono meglio, se sono sotto, diciamo, se sono dipendenti dalla regione, dipendenti dello Stato, magari dipendenti dalla regione in forma dell'autonomia, piuttosto che libera professione. È una mancanza di un principio che il medico di base deve essere una persona quasi devota. Ora non me ne voglia Don Gianni, che vedo in sala e lo saluto, però penso che il medico di base deve essere veramente una persona che lo fa con un grande principio, molto di più di chi lavora in ospedale, non perché ci sia una grossa differenza, ma perché è la persona alla quale chi ha bisogno è la prima persona con la quale parla e inizia anche una confidenza su un percorso, mentre magari in ospedale quando arrivi puoi trovare diversi medici perché poi si va per specialità. Il medico di base è la persona di fiducia principale, quindi su questo non saprei dire se il sistema migliore è. Certamente oggi abbiamo bisogno però di strutture che diano risposte non solo continuative, cioè anche quando il tuo medico di base non c'è, ma c'è la persona che lo sostituisce, il suo collega piuttosto che... Abbiamo bisogno anche di un H24 sui medici di base, che è un po' quello che sta iniziando a creare
con il sistema degli ambiti territoriali sociali, ovvero insomma questa forma di strutture che possono anche anticipare o comunque togliere quel peso che poi noi definiamo in codici bianchi, diciamo così, degli ospedali. È chiaro che è una rivoluzione vera e propria che naturalmente nelle nostre mentalità fa fatica, diciamo, ad entrare e quindi come tutte le rivoluzioni, come tutti i cambiamenti importanti, li guardiamo un attimino con diffidenza, ma magari creiamo un servizio in più che è quello principale. Speriamo che in queste nuove strutture, dove magari riusciamo a trovare non solo il medico di base nostro o l'alternativo nel momento in cui manca, quindi avere sempre una costante risposta, ma addirittura magari anche in orari non propriamente da medico di base, avere anche quella continuità che poi sia legata al territorio, perché quello che io credo sia fondamentale è la conoscenza della persona, cioè tornare a quel rapporto umano, perché è vero, ed è quello che interessa, e vado a chiudere, che la persona sia curata in maniera, diciamo, migliore possibile. Quindi alla fine a me interessa essere curato o seguire la cura o essere diagnosticato in quel momento in cui vado dal medico di base nel migliore dei modi. Dall'altro però, ed è quello forse la storicità dei medici di base e la mancanza, diciamo, di chi ha qualche capello in bianco in più di noi, è appunto il fatto che quella persona aveva un rapporto umano con il suo, diciamo, assistito, con il suo paziente, e penso che questo sia fondamentale. Ecco, un ritorno, un mix tra le due cose, sperando appunto che le nuove generazioni che vanno ad intraprendere questo percorso lo prendano come una missione. Mi rifaccio appunto al discorso precedente. Ma su questo sono ottimista e trovo che molti giovani medici di base che io conosco potrei dare una risposta positiva. Ecco. Consigliera? Grazie. Allora, io credo che bisogna partire da due principi. Uno è siamo in un momento in cui c'è carenza di medici di medicina generale, e l'altro è sono aumentati i bisogni in senso di complessità e in senso di cronicità. Se parto da queste due cose, allora ho alcune risposte o alcune proposte da discutere, chiaramente, perché si stanno aprendo i tavoli di trattativa, giustamente, con idee anche alle volte molto diverse, ma in qualche modo per alcuni aspetti stanno anche convergendo. Parlo sia a livello nazionale che a livello regionale. Sull'attrattività sono state fatte delle proposte, le avevamo fatte noi con un progetto di legge statale, ma lo stanno portando avanti a livello nazionale, che è la questione della specializzazione universitaria del medico di medicina generale. Ad oggi non è inserito dentro la specializzazione universitaria. Questo crea chiaramente meno possibilità sia di in qualche modo sviluppo, ma anche economiche nel momento in cui sei specialista. E quindi questo risponderebbe a una maggiore attrattività anche della professione. Noi ad oggi abbiamo anche aumentato le borse di studio rispetto al passato, dove c'era in qualche modo un cronico difetto di averne meno rispetto ad altri. Però molti abbandonano il percorso proprio per una mancanza di attrattività rispetto ad altre specializzazioni, in parte. L'altro è la questione della presa in carico. Allora, è evidente che la questione della dipendenza è un dibattito che si sta svolgendo da anni, non è un dibattito nuovo. Ad ogni governo viene posto sul tavolo, proprio perché c'è da qualche anno la consapevolezza anche che le proposte di stare da solo come medico o di stare sul territorio come è adesso, o di avviare quelle che sono le AFT, quindi in qualche modo le aggregazioni funzionali territoriali, rispondono a un modello monoprofessionale. Cioè io medico che mi prendo in carico il paziente e faccio giustamente quello che in qualche modo c'era un rapporto fiduciario, ok? E c'è anche ancora con alcuni medici questo rapporto fiduciario, nonostante alcune magari difficoltà per la pressione anche di numero di pazienti rispetto al passato. La casa di comunità però è altro. La casa di comunità è un modello multiprofessionale che risponde chiaramente quindi a quello anche che dicevo prima in qualche modo, e quello che diceva anche il consigliere Pavanetto. Io devo la diagnostica è diagnostica tecnica, ma in qualche modo diagnostico il male o diagnostico anche il male psicologico, anche il bisogno insomma in qualche modo di altro, non è solo la medicina, ok? Prima, e lo faccio, non lo posso più fare, che si è capito, solo con una competenza, ma lo faccio con più competenze, tanto più che nella casa di comunità si diceva ma guarda c'è il pediatra, c'è il medico, c'è l'infermiere, perché la presa in carico è da quando sei piccolo affinché a quando muori, okay? E poi la presa in carico deve essere di più professioni. Io la vedo anche molto più estesa rispetto, e questo è una facoltà, non è previsto magari negli standard, ma è una facoltà anche di mettere altri professionisti, proprio perché
la complessità della persona è fatta di testa, è fatta di cuore, è fatta di fisico. Su questa cosa della casa di comunità e quindi alcune proposte sul doppio binario, lascio il medico indipendente, ok, partita IVA comunque sul territorio e la dipendenza sulla casa di comunità. Io non ho in questo momento la ricetta né la risposta, però credo che siano tutte dall'AFT al doppio binario siano soluzioni da prendere in considerazione e da discutere con l'ordine chiaramente dei medici, però partendo, ripeto, dalla consapevolezza da una parte di rendere più attrattiva la professione e dall'altra dal rispondere alla complessità della cura nel territorio e non più nell'ospedale. L'intuizione c'era stata in Veneto anni fa, uno quando si era partiti con il fatto delle ULSS, che è sociosanitario del Veneto e non è solo sanitario. L'altro era quando si era detto facciamo le medicine di gruppo integrate H24, però anche quella cosa lì, dopo pensando anche questa sera, dobbiamo capire perché non è partita. Attenzione che questo vuol dire che in qualche modo, e è collegato probabilmente anche a una proposta di dipendenza alle volte, quando si dice casa di comunità si richiede allo Stato prima e poi alla Regione per quanto riguarda tutta la programmazione in quello che è previsto, quindi la parte di prevenzione, la parte di vigilanza, la parte di profilassi, che la Regione stanzi dei fondi per le macchine. Okay. E era previsto anche all'inizio sulle medicine di gruppo integrate. Questo non è mai partito e non si è mai riusciti a trovare un accordo vero poi tra medici sui tavoli e parte pubblica, e quindi credo che sia ora e tempo invece, proprio anche guardando poi a tutte le riforme degli ATS, che questo dibattito venga posto sul tavolo, ma in questo senso, non con la ricetta precondizionata, anche tantomeno in questo momento di forte tensione, e non va alimentata la tensione, ma vanno rispettate le professionalità e mantenuto quel rapporto fiduciario tra medico e paziente, e ripeto, e qualsiasi soluzione deve vedere sì la questione del rapporto fiduciario e l'altro, questo sì, la libertà del medico, ma di qualsiasi professionista che lavora in sanità, di non rispondere al consenso. Cioè noi abbiamo l'obbligo in qualche modo di fare anche riforme non popolari e dovremo prendere da altri stati al nord di avviare quelle forme che era stato anche previsto in qualche modo dalla nostra Costituzione, il controllo partecipativo democratico, che è anche sulla sanità. Ecco, forse l'abitudine anche da un punto di vista politico di creare dei percorsi di accompagnamento, che è evidente che noi siamo soggetti al consenso, soprattutto quando si avvicinano le elezioni, e quindi dobbiamo alle volte riuscire a mediare tra situazioni. Però su grosse riforme, grossi bisogni come questo, forse ora è tempo che cambiamo modalità proprio di approccio, che non significa non considerare le problematiche o le criticità che hanno i diversi ruoli, ma le modalità di approccio, questo sì. Trovare Grazie. un punto di fronte a una soluzione, di fronte a una questione che è molto complicata. Io ringrazio, ovviamente, lo do per scontato entrambi, perché state riuscendo a stare nei tempi di fronte a domande che sono molto ampie. Ecco, direttore, qual è la componente tecnica che dice su questo? Allora, proviamo a fare una riflessione veloce sul contesto attuale e come siamo arrivati al contesto attuale e quale può essere la prospettiva futura. Allora, noi veniamo da un periodo in cui c'era una grande disponibilità di medici di medicina generale che coprivano il territorio e quindi abbiamo e avevamo anche nelle frazioni, nei comuni più piccoli, la presenza di un medico di medicina generale e con un concetto di prossimità spinto veramente al massimo, che va mantenuto. Però cosa è successo? C'è stata questa gobba pensionistica, viene definita, quindi il boom degli anni *80 adesso si sta esaurendo, i medici stanno andando in pensione e per effetto di una programmazione che non è stata proprio perfetta, non abbiamo un ricambio che consenta di sostituire tutte quelle persone, tutti quei medici che stanno andando via. Ma contestualmente è cambiato lo scenario epidemiologico. Oggi noi sappiamo che, e continuiamo a dirlo, che nel territorio deve essere gestita la cronicità. Ecco, però dal dirlo a realizzarlo c'è tanta differenza. Adesso non giustifico i medici di base, si sanno difendere perfettamente da soli, però pensare che l'organizzazione di un medico che lavora da solo e quindi non sempre con l'assistente di studio, quasi mai con l'infermiere a disposizione, con una tecnologia anche abbastanza rudimentale, è difficile governare la cronicità in un contesto di questo tipo, e quindi si è cominciato a ragionare in Veneto, in Emilia Romagna in particolar modo, sulle forme aggregate, medicine di gruppo integrate, le case della salute in Emilia Romagna, cioè
ambiti dove più medici possono lavorare assieme, dotarsi di tecnologia, di un minimo di tecnologia e dare quella continuità, almeno diurna, perché poi di notte c'è la continuità assistenziale o la guardia medica, per gestire la cronicità. La cronicità è l'elemento più pesante per il sistema sanitario. Il 75% delle risorse del sistema sanitario nazionale oggi vanno su un 35% di popolazione, che è la popolazione dei cronici. Le stime, insomma, dati dell'Agenas ufficiali dicono che tra gli over 75, chi ha più di 75 anni, più del 35% ha almeno 3 patologie croniche, il 65% ne ha almeno una. E la cronicità dovrebbe essere gestita, ripeto, nel territorio. Allora, per arrivare a questo è chiaro, da un lato, che i medici devono mettersi assieme per dare questa continuità, perché da soli non ce la farebbero, che devono dotarsi di personale di studio che gestisca la parte amministrativa, che è sempre più preponderante. Del resto, se oggi conosciamo molto, quasi tutto dei pazienti, è proprio perché tutte le informazioni entrano all'interno di flussi che sono a disposizione delle aziende, della regione, del ministero, quindi è irrinunciabile che non ci sia questa attività amministrativa. Devono avere personale di supporto infermieristico, che pure oggi è carente, anzi forse la carenza degli infermieri è molto più determinante, più pesante di quella dei medici, anche se se ne parla un po' meno. Devono avere delle tecnologie semplici, però certamente non basta più lo stetoscopio, cioè ci vuole qualcosa di più per gestire la cronicità. Allora se si realizza questo, certo che il paziente cronico, anziché andare in ospedale, andare in pronto soccorso, va in questa struttura dove trova il suo medico di fiducia, perché attenzione, fare la casa della comunità o la medicina di gruppo integrato, noi abbiamo 2 medicine di gruppo integrate nel territorio, con 18 medici che gestiscono 20-22 mila pazienti, ma non viene meno il rapporto di fiducia, perché il paziente ha il suo medico di fiducia. Chiaro che quando manca quel medico ci sarà un collega che di quel paziente a terminale riesce ad acquisire tutte le informazioni, ma prevalentemente trova il suo medico di fiducia. Quindi non è vero che quando arriveremo ad avere le case della comunità si andrà lì e si troverà, e non si troverà mai lo stesso medico, non si troverà il medico di riferimento, perché il medico di riferimento ci sarà sempre. Il paziente ogni medico avrà 1.500, 1.200, 1.700, 1.800, vedremo, ma avrà il suo gruppo di pazienti. Più medici gestiranno questi pazienti assieme nelle fasce orarie in cui normalmente il medico di riferimento non c'è. L'altro aspetto, e quindi il rapporto di fiducia non verrà mai meno, non può venire meno. Nessuno lo sta dicendo e nessuno lo pensa. C'è il tema della continuità, questo sì, bisogna arrivare alla continuità nelle 12 ore e poi di notte con la guardia medica, quindi nelle 24 ore, e un medico che lavora da solo non può fare questo. Però c'è anche un tema di prossimità. Allora, come si fa a mettere assieme i medici per creare delle aggregazioni e nel contempo garantire la frazione di Cortellazzo piuttosto che Punta Sabbioni? Questa è la sfida, bisogna disporre di un certo numero di medici che garantiscono la struttura centrale e anche qualche ora alla settimana o un'ora al giorno l'ambulatorio periferico, perché comunque abbiamo una serie di pazienti che non si spostano. Ma qui entra in gioco la comunità, per quei pazienti che non si spostano è pensabile che la soluzione sia sempre quella che il medico va lì, o bisogna che il sistema si metta nelle condizioni di prendere magari i pazienti e di accompagnarli all'ambulatorio del medico e riaccompagnarli a casa? Il tema dei trasporti sociali è un tema, insomma, che il territorio nostro conosce bene e ha anche affrontato in più occasioni, ma ancora una volta non può essere più solo la sanità che gestisce il tema della salute, ma deve essere la comunità in generale. Tema ultimo e chiudo, contrattualizzazione. Allora, che il medico sia convenzionato o che il medico sia strutturato, personalmente preferirei il medico dipendente, perché ho un rapporto, diciamo, maggiore di governo rispetto a quel professionista, come ce l'ho con i medici dipendenti, chiaramente. Ma perché cosa succede? Perché le regole del gioco che abbiamo adesso sono ancora le regole di 40 anni fa, e se cambiassero probabilmente lavoreremo più facilmente anche con i medici convenzionati, ma non cambiando la regola del gioco diventa difficile oggi chiedere a un medico di andare a Punta Sabbioni ad aprire un ambulatorio quando lui ti dice no, io lo apro a Jesolo perché Jesolo c'ho la spiaggia, c'ho l'albergo, c'ho i 1000 assistiti tutti sotto casa.
e l'azienda non ha alcun strumento per obbligare il medico ad andare appunto a Sabbioni, uso quella località, ma insomma si capisce, ma abbiamo Brussa piuttosto che San Michele al Tagliamento, piuttosto che Bibione. Allora, se l'azienda, il direttore generale deve garantire anche la tutela, la sanità di un territorio, ma non può garantirla con strumenti efficaci, allora è difficile farlo. Quindi lo strumento più efficace sicuramente è quello di avere, in questo caso, il rapporto di dipendenza, dove assumo il medico e gli dico il tuo posto di lavoro è per 8 ore al giorno, per 6 ore, per 4 ore, punta a Sabbioni. Poi per il resto vieni in ospedale e fai casa della comunità, quello che serve. Se cambiano le regole del gioco, quindi i contratti di lavoro che non sono contratti come quelli per i dipendenti pubblici, la CN dei medici di medicina generale è un contratto a parte, se cambiasse quel tipo di contratto alcune regole che oggi non sono più attuali, probabilmente non ci sarebbe tutta questa differenza tra l'uno e l'altro. Se non cambiano, da direttore generale sicuramente preferisco il rapporto diretto, contrattualizzato con il medico. Il moderatore non si deve pronunciare, ma penso anch'io che qualcosa debba cambiare. Ecco, o come dice, lascio una logica di libera professione, ma modifico il contratto, oppure passo in un'altra logica. Modestamente, consentitemi solo in questo caso di dire qualcosa. Bene, gli interventi del direttore l'ho già pensato prima, adesso lo dico, direttore, i suoi interventi ci aiutano anche secondo me a riflettere su una cosa che a volte perdiamo di vista, cioè che anche noi studiamo, la legislazione cambia, no? Anch'io ho fatto la mia lezione come in qualsiasi manuale di diritto sanitario, no? 78, Servizio Sanitario Nazionale, poi addirittura siamo partiti dall'800, poi anni 90, eccetera. Ma non cambia solo la legge, e cambia anche proprio, cambia la salute, oserei dire, cioè cambiano proprio le problematiche che ci sono, non solo una popolazione che invecchia, penso che sia il primo dato, e cambia anche poi la cura, perché l'infarto, faccio l'esempio concreto, l'infarto, il coccolone che mi viene è sempre quello, ma quel servizio che io ricevo quando arrivo in ospedale nel 1980, nel 2000, nel 2025, non è sempre quello, è un servizio estremamente migliore, ma quindi estremamente più costoso, e qui i costi. Il problema dei costi non è solo mantenere il finanziamento del servizio, ma che è anche un servizio che costa sempre di più perché va avanti per certi versi tecnologicamente. Ecco, e adesso veniamo a un ulteriore punto che mi è stato suggerito dal Presidente, ecco, devo confessare. Le liste d'attesa, no? Le liste d'attesa. Il tema dei temi, no? Chiamo al CUP, chiamo al centro di prenotazione, quanto tempo, se ho bisogno di fare questa analisi, mi hanno detto che devo venire a, no? Ecco. Vari tentativi di risposta, si ricordava prima il decreto legge 73 del 2024, un tentativo del governo di rispondere a questa problematica. Faccio questa osservazione, quindi vi chiedo una vostra opinione su questa problematica. Secondo voi in Veneto si fa bene, si potrebbe fare meglio? Cosa si potrebbe fare di diverso? Ma anche vi chiedo uno sforzo di innestare, assieme a questa problematica, una riflessione sul rapporto tra sanità pubblica e strutture private. Perché ovviamente quando parliamo di lista d'attesa c'è anche sempre l'altro passaggio, no? Ho chiamato, mi hanno detto che devo aspettare X, questo varia a seconda del territorio nazionale e del contesto, poi ho trovato una struttura e allora mi facevano il giorno dopo. Quindi c'è sempre pubblico e privato, collaborazione, competizione. Qual è la vostra visione? Quindi ricambiando l'ordine a consigliera. Grazie. Allora, io non credo che ci debba essere una visione in cui si dice no al privato in assoluto, però è evidente che nel momento in cui, per fortuna, la nostra Costituzione ci dice che si tratta di un servizio che comunque deve essere governato dallo Stato, ok? Inteso come governance e quindi come in qualche modo garanzia di cura sicuramente ai più indigenti, ma per alcuni aspetti comunque a tutta la popolazione che è sotto il regime dello Stato. Credo che il problema sia garantire la complementarietà tra pubblico e privato, in cui il pubblico continua a avere il governo assoluto della salute, e quindi non della sanità ma della salute, che è
un principio, l'abbiamo detto prima, molto più vasto della sanità di per sé, dove la sanità è lo strumento a quel punto in qualche modo per la garanzia della salute, e non una competizione. Perché nel momento in cui c'è una competizione, allora salta il principio di complementarietà. Questo purtroppo secondo me nel corso degli anni un po' è accaduto per un definanziamento in qualche modo anche della sanità pubblica. Nel corso degli anni, quindi non è una responsabilità di un governo, è una responsabilità trasversale di una sottovalutazione di quanto dovesse essere innestato nella sanità pubblica perché il meccanismo di complementarietà vigesse e non un meccanismo di competizione. E questo ha portato nel corso degli anni a, io non guardo il posto letto, perché qui c'è stata una discussione sui numeri che adesso non è di quanto siano veri o non veri i numeri sulla privatizzazione. Non è una questione solo di posti letto, è una questione di ambulatori. C'è una bella ricerca che aveva fatto la Camera di Commercio di Vicenza, in cui si vedeva come in qualche modo c'era stato un aumento delle prestazioni private rispetto al pubblico anche in Veneto, però nel complesso non è il posto letto per il posto letto. C'è la discussione sui pronto soccorsi, perché no il pronto soccorso privato? Perché nel pronto soccorso in qualche modo che è diverso dall'affidamento esterno, perché si fa confusione. Nel nostro caso c'è un affidamento a una cooperativa, è un affidamento, non è la privatizzazione del pronto soccorso. Poi possiamo discutere anche di queste cose, però sono due cose diverse, perché nel pronto soccorso in qualche modo è proprio l'avvio spesso, purtroppo per alcuni aspetti, ma della presa in carico della persona e quindi del governo della salute pubblica. E quindi io, per quanto mi riguarda, sarei contraria a una privatizzazione del pronto soccorso, ma perché il governo deve essere pubblico. Allora su questo credo che si possa migliorare in termini, qui ci viene incontro, prima parlavo di innovazione, per esempio la questione della digitalizzazione sul controllo e sul reperimento dei numeri, cioè quanto quanto in qualche modo è vero che è complementare, quanto invece in competizione, perché magari per alcuni settori, per alcune cose il privato fa delle prestazioni che sono in qualche modo meno pesanti rispetto al pubblico, quanto questo viene compensato da finanziamenti diversi. Io credo che questo dovrebbe essere il dibattito che noi facciamo con numeri alla mano per capire quanto c'è complementarietà e quanto c'è competizione, però su questo, ripeto, il problema è sempre la governance pubblica e non del singolo direttore, perché è impossibile, cioè, per la questione anche di libertà, per la questione di movimento, per quello che diceva prima il direttore, è giusto che se mi curano meglio a Padova per un tumore allo sterno, è giusto che mi mandino a Padova, anche perché qui non sarebbero in grado di farlo magari, e non perché sono meno bravi, perché ci sono delle eccellenze e sulla sanità dovremmo andare sempre di più a pensare all'eccellenza e non al micro, chiaramente con una riforma di territorio. E quindi secondo me la questione delle liste d'attesa e la questione quindi non si risolve in parte con i piani che sono stati avviati, in cui si sono messi più soldi, in cui si sono date più retribuzioni ai medici, in cui si fa un servizio più esteso in termini orari, in cui si è avviato un rapporto anche in qualche modo più ferreo tra pubblico e privato, che però io su questo ho qualche dubbio, cioè nel senso l'incentivare troppo perché in questo momento c'è bisogno, cioè io non riesco a rispondere, quindi è giusto che se devo stare dentro i tempi dentro i tempi previsti ti mando anche nel privato convenzionato a fare la visita, ok? Però dovremmo in qualche modo porci dei limiti su questa cosa qua, perché se continuiamo a in qualche modo incentivare questa forma per dire perché il pubblico non ce la fa, capiamo su quali prestazioni e come, perché che non sia una delega che pian piano invece che risolvere i problemi ne apriamo altri, che sono quelli che dicevo prima, perché se è per risolvere la contingenza va risolta, se ne apriamo altri no. E dopo ci deve essere un controllo, secondo me molto più ferreo, ma questo lo dicono quando vai in ospedale, non è che lo dico io, non lo dice il politico solo, lo dice anche il tecnico. Attenzione al controllo di come vengono erogati in termini proprio anche di macchinari, in termini di analisi, perché non tutti i privati, anche se convenzionati, hanno lo stesso livello di tecnologia che c'è nel pubblico. E allora quando c'è la presa in carico di un oncologico, per esempio, su alcune cose è bene che rimanga magari nel pubblico, perché ti prendo in carico dall'inizio alla fine, se no divento una pallina da ping pong. E questo è un altro problema che si è creato purtroppo con la questione anche della lista d'attesa alle volte e che adesso si sta cercando di sanare,
però ripeto, il momento del sanare non deve essere un momento che vede le soluzioni anche più estreme, però deve vedere poi dei tempi precisi, con una riforma precisa che vede sempre il governo pubblico e la complementarietà nel privato. Il governo pubblico vuol dire anche controlli, lo vedremo magari dopo sulla questione dell'autonomia, magari ci ritorno perché sennò su questa cosa rischio di sbrodolare un pochino, che non è il no all'autonomia, poi sulla sanità ne parleremo, insomma, ma è sempre una questione di controllo di livelli di prestazione e di controllo quindi di standard. Grazie. No, ma la ringrazio, mi rendo conto dello sforzo di sintesi. Consigliere. Rischio di sorpassare a sinistra la consigliera Zottis, che mi mette un po' in difficoltà nel intraprendere questa domanda. Perché? Perché intanto noi abbiamo, secondo me, un problema. Cioè, quando parliamo di sanità, io odio due termini che utilizziamo quando si parla di sanità e anche di sociale, ma in particolar modo di sanità, visto che è il tema della serata, ovvero quello della limitazione dei costi, come se potessimo limitare i costi, avere una programmazione, decidere di produrre qualcosa, quindi tu decidi di fermare una produzione piuttosto che un'altra. No, qua non sai le persone quanto stanno male, se domani ce ne sono 10, 20, 30, la programmazione serve per l'emergenza e affrontarla prima che l'emergenza dei numeri ci sia, quindi a volte insomma sulla limitazione dei costi ho seri dubbi. E poi sul termine, ma questa è una cosa in più, ma la dico qua in questo contesto, il termine di azienda. Mi perdona il direttore che è direttore dell'azienda, ma come insomma ne abbiamo viste, ma è solo una questione di terminologia, però anche le parole hanno un valore su questo. Quindi se parliamo di sanità pubblica, diciamo, adesso non è demagogia, ma una limitazione dei costi non dovrebbe esserci, però viviamo in un mondo dove il privato ha fatto passi da gigante e oggi riesce ad integrarsi benissimo in quello che è la risposta. Quindi al di là dopo dei dati che la collega Francesca ha diciamo, toccato velocemente, perché sai, insomma, noi abbiamo visto tutti in queste settimane, insomma, il Presidente più volte ricordarlo che il Veneto è alla metà rispetto agli altri in termini di privatizzazione della sanità, ovvero naturalmente il numero è fatto in posti letto. Poi sulla questione delle prestazioni però c'è sicuramente una risposta, perché io non vedo la pallina di ping pong in chi magari fa un percorso di diagnosi piuttosto che magari di cura, eccetera. Cioè l'importante è che venga curato e che venga seguito, ecco, diciamo. Forse a volte abbiamo la percezione che ti tocca arrangiarti, cioè bisogna andare a prendere l'appuntamento da una parte, correre dall'altra e così via. Ecco, magari su alcune cose sicuramente la sanità potrebbe dare delle risposte, ma vedo che già i CUP rispetto a, come si dice, a 10 anni fa sono già cambiati, questo è fondamentale. Quindi cercare la risposta rispetto alla mancanza di quello che si trova nell'ospedale per ovvi motivi spesso e volentieri, questo lo dico insomma perché non è il segreto di Pulcinella, capita spesso che uno venga mandato addirittura in un'altra ULSS e magari l'altra ULSS gli dica ma di qua devi pagare perché sei di un'altra ULSS. Succede anche questo a volte, più per forse mancanza di formazione a volte del personale, ma al di là di questo quello che voglio dire è che l'integrazione tra le due strutture sicuramente sono fondamentali. E per quanto riguarda la questione della competizione, prima è stato usato questo termine, io credo che ci debba essere una forte competizione sulla questione della ricerca e sulla questione dello sviluppo, perché questo aumenta la qualità sul territorio. Quindi da una parte una sanità che anche nel pubblico dà risposte. In questi giorni abbiamo visto per esempio un'importante operazione a Portogruaro, mi pare, no, direttore, piuttosto che insomma lo vediamo negli ospedali pubblici, non lo vediamo negli ospedali privati, ma abbiamo delle eccellenze private che possono benissimo guidare e essere, diciamo, continuative con quello che è il percorso del pubblico. Dove manca la politica? La politica manca dove? Quando magari le aziende private, la sanità privata, diciamo, prende quello dove magari si guadagna e lascia al pubblico o viceversa il costo più grosso. Allora la politica su questo naturalmente deve collaborare col privato cercando non di guardare solo la questione costi-ricavi,
ma cercare di trovare quella soluzione sul territorio, perché ripeto, prima si diceva ogni territorio fa storia a sé, di una continuità e di una soluzione a un problema, quindi le strutture private che possono dare più risposte, magari dove il pubblico in quel momento lì non arriva, per tanti motivi, perché sappiamo benissimo che i macchinari costano, sappiamo benissimo che la formazione del personale costa, sappiamo benissimo che il personale manca, ci sono una serie di motivi che in questo momento possono essere, diciamo, utili per una collaborazione tra struttura privata e struttura pubblica, ma che magari domani mattina la struttura privata continua a fare le sue cose, diciamo magari quelle di eccellenza, piuttosto che le cose che magari l'ospedale pubblico non ha interesse neanche di investire perché ha quella soluzione lì, quindi una convivenza tra virgolette, e dall'altra parte invece il pubblico essere però sempre, diciamo, continuativo in quello che è il servizio, quello deve essere. Ecco. Quindi io ripeto, dopo negli anni, adesso non vorrei dilungarmi troppo, ma negli anni abbiamo visto insomma varie idee, parlo qui del nostro territorio, lei professore conosce fino a un certo punto, ma ci sono stati insomma quando giustamente c'è stata una razionalizzazione, insomma abbiamo visto anche i dati di quanti ospedali sono stati chiusi, vediamo anche di ospedali aperti ma magari semivuoti, ogni tanto c'è qualche inchiesta, ecco qua guardate l'ospedale nuovo di Zecca vuoto eccetera, beh meglio che sia vuoto piuttosto che sia pieno perché vuol dire che la gente sta bene, però al di là di questo se parliamo delle funzioni sono state introdotte tante possibilità, anche quella appunto di far gestire magari ai privati sul territorio gli ospedali della zona, cioè, ci sono varie cose. È chiaro che è difficile trovare diciamo, la quadra, ma questo perché, e mi riallaccio a quello che ha detto prima la consigliera Zottis, perché la politica negli anni ha lasciato dei vuoti enormi. Quindi chi va a fidarsi di una cosa e domani mi manda magari nel tracollo finanziario o non mi dà continuità? E visto che la consigliera ha fatto un passaggio fulmineo, per cui la ringrazio, sui pronti soccorsi, che non abbiamo tempo di parlarne, chiedo anche a lei una battuta sul tema dei pronti soccorsi, una riflessione se vuole, visto che non ci possiamo tornare, no? Allora, velocissimamente, è un po' come la questione del medico di base. Io credo che oggi come oggi chi lavora in pronto soccorso, e spesso insomma conosco diverse persone che magari sono legate al mondo oggi delle cooperative, che riesce diciamo a tamponare un problema, sia meno attrattivo perché alcuni lavori non si vogliono più fare. Poi sulla questione che possono essere sottopagati rispetto a, io posso essere d'accordo su tutto. Oggi c'è questo problema. Dopodiché si faceva riferimento all'infarto prima, pronto soccorso, punto di primo soccorso, qual è la necessità? Prima, cioè 20 anni fa, 30 anni fa, si moriva di infarto. Oggi, diciamo, l'infarto forse è il minore dei mali insomma, che può accadere, o il minore, anzi, delle percentuali di morte che possono esserci. Quindi è cambiato anche tutta la tipologia di quello che necessita. A me interessa che io venga stabilizzato e portato nella migliore struttura che può curarmi, piuttosto che magari avere, diciamo, una struttura lì aperta, ma che magari non mi dà tutte le risposte. Quindi, dal punto di vista mio, ma penso insomma che sia un po' quello che si è innescato, è avere delle possibilità, dei punti dove io posso essere, diciamo, preso per poi, una volta stazionato, essere portato nelle strutture adibite. Quindi esserci, ma poi andare. E io, consentitemi una considerazione prima di passare la parola al direttore. E io penso che, da quello che voi dite, ciò che è difficile, ciò che rende difficile fare politica sanitaria, è l'estrema divaricazione delle esigenze che ci sono, proprio delle esigenze che le persone hanno. Perché da un lato voglio il rapporto fiduciario col mio medico che conosco da 20 anni, ma dall'altro vorrei che esistesse 24 ore su 24. Non posso volere le due cose. Voglio una persona o voglio... come si diceva, ci sono le sostituzioni, ma c'è un equilibrio da trovare. Stesso discorso che si diceva, il ping pong, ma la specializzazione. Torno all'articolo che ho letto questa mattina, vi faccio una battuta per alleggerire perché mi sembra che i contenuti siano tanti, quindi consentitemi di dire anche un po' una stupidaggine, e leggevo che noi friulani veniamo in Veneto per curarci alla cataratta
e al ginocchio. Ma che cosa significa? Lo diceva l'articolo, che chiaramente c'è il passaparola, guarda che lì fanno bene quello. Quindi noi da un lato vogliamo la struttura capillare, però dall'altro vogliamo anche il meglio, vogliamo il super nuovo, voglio la migliore cura. E quindi ciò che è difficile è trovare un equilibrio, no? Un equilibrio tra tutte queste richieste contrastanti di un utente che è sempre più esigente anche probabilmente. E direttore. Parto dalle liste d'attesa, così ci togliamo la spina dal fianco. Allora, c'è una costante in sanità, ma da sempre, no? Che si dice che all'aumentare dell'offerta aumenta la domanda, perché noi siamo consumatori di sanità. Se vi dico che nel pre-Covid l'azienda del territorio faceva circa 2 milioni e 300 mila prestazioni specialistiche, incluse quelle di laboratorio, 2 milioni e 3. Nel 2024 abbiamo chiuso con 2 milioni e 8, quindi mezzo milione di prestazioni in più. Ora, o la gente si è veramente ammalata seriamente, o probabilmente alla nostra capacità di aumentare la risposta, pur considerato tutti gli elementi contingenti, in primis la carenza di alcuni specialisti medici che sul mercato del lavoro non ci sono, evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando. Allora, per questo dicevo in premessa che la sanità è un diritto, la salute è un diritto, ma è anche un dovere, cioè il dovere di gestirla al meglio anche da parte dei cittadini, perché verosimilmente c'è una quantità di domanda, e noi diciamo in maniera molto così cortese, inappropriata, cioè di richiesta di prestazioni che non dovrebbero esserci, che rappresentano un costo, che portano via opportunità a chi ha veramente bisogno e che poi premono sul sistema, perché chiaramente alla fine quello che si dice, ma ci sono tante persone che aspettano e il sistema non è in grado di rispondere. Il sistema risponde, ma avrà un limite, il sistema non potrà andare oltre. Quindi oggi quello che dobbiamo fare è cominciare a fare, ma che si sta facendo con i medici, ma soprattutto con le persone, perché molti medici di medicina generale, ma anche molti specialisti ci dicono: entra il paziente, dopo aver letto su Google la terapia, dopo aver sentito il parente, dopo aver sentito l'amico, pretende l'esame, pretende il farmaco, se no ricusa il medico, se no vuole cambiare, se no protesta, batte i pugni sul tavolo. È chiaro che il medico in difficoltà a volte è costretto anche magari a prescrizioni che potrebbero essere magari dilazionate o evitate, quindi c'è un problema di consapevolezza da parte delle persone che va acquisita, perché la domanda va controllata, altrimenti diventerà esponenziale e ci sarà un problema di costi, perché il sistema costa, non è un sistema che può essere gratis per tutti. E per quanto riguarda la questione del pubblico, del privato o privato convenzionato, allora noi siamo in un sistema pubblico, per cui è chiaro che l'impegno è quello di far sì che il pubblico garantisca la salute, sia diciamo il protagonista prioritario, tant'è che il pubblico garantisce tutto, il pubblico non chiude di notte, non chiude di domenica. Se c'è la salute mentale la deve garantire, se c'è l'oncologia la deve garantire, se c'è l'assistenza pediatrica la deve garantire, anche dove magari non è più così vantaggioso garantire una determinata prestazione, ma questo è il pubblico interviene dove magari la prestazione può essere ben remunerata, per questo prendiamo anche i cittadini del Friuli, ma anche il Friuli prende i cittadini veneti, perché se sono prestazioni vantaggiose che costano 10 ma ti danno 20 di ricavo, ben venga, no? Però il pubblico garantisce anche quelle prestazioni che costano 20 e vengono remunerate a 10. E questo è il servizio pubblico alla fine, non solo il dipendente pubblico che eroga, è il dipendente pubblico che lavora a prescindere dalla possibilità che quella prestazione abbia un valore per l'azienda. No, dopo se l'azienda chiude in attivo o in pareggio, tanto meglio, questo è sempre diciamo, il nostro obiettivo. Il privato, o meglio, il privato accreditato, perché noi dobbiamo distinguere dal privato puro che fa sanità e quindi per conto proprio eroga prestazioni, dal privato accreditato che collabora col sistema pubblico perché eroga prestazioni in nome e per conto del pubblico. Non è che il privato accreditato va per conto suo.
quando c'è stato la ripresa del Covid, la necessità di ridurre le liste d'attesa, di smaltire il carico di prestazioni che si erano accumulate e si sono cominciati a fare degli accordi per affrontare questo tipo di problema con gli accreditati, l'accordo era questo, cioè l'azienda ha un pacchetto di prestazioni, compra dal privato accreditato un certo numero di prestazioni che il privato accreditato garantisce, ma in quanto accreditato garantisce con i criteri, nelle condizioni, con le modalità, con gli standard che garantirebbe il pubblico, senza nulla togliere, forse anche in alcuni casi mettendoci qualcosa in più, tanto meglio. Quindi ben venga il ruolo del privato accreditato in un sistema sanitario, oltre che a creare quel po' di sana concorrenza che secondo me ci sta anche, dove il pubblico guarda anche cosa fanno gli altri e cerca anche di recuperare le cose buone, è comunque un elemento che integra il sistema pubblico quando il sistema pubblico può essere in difficoltà. Poi è chiaro che il privato o privato accreditato ha anche il rischio di impresa, perché dietro c'è un imprenditore, c'è qualcuno che ci mette, diciamo, dei soldi, quindi è ovvio che non può permettersi di perdere, quindi avrà pure dei margini di guadagno da qualche parte, ma questo dimostra il fatto che, cioè, spiega il fatto che poi nel privato accreditato si seleziona la tipologia di servizio che si vuole dare, quindi ci si concentra su alcune cose che piacciono, che sono più interessanti, più remunerative o che stanno nelle corde di chi mette in piedi quella struttura. Il pubblico questa scelta non la fa, l'ho detto prima, il pubblico deve garantire tutto e per fortuna è così. In Italia tu sai che nel pubblico trovi tutto quello che serve, aspetterai, non aspetterai, ma trovi tutto quello che serve. Poi guardate, non è che ci sia la corsa alla privatizzazione come a volte si dice. In Veneto il ricorso al privato accreditato è circa il 10% delle prestazioni che eroga il pubblico, quindi voglio dire, sono valori molto marginali rispetto ad altre regioni dove magari si arriva al 30, al 40, al 50%. Ed è un privato accreditato sano, cioè che in più delle volte è nato qui ed è cresciuto, si è sviluppato qui, non ci sono ancora per ora i grandi gruppi che provengono da chissà dove, quindi sono persone che conosciamo, che hanno iniziato a lavorare in questo territorio e che si sono sviluppate, sono cresciute e sono cambiate, ma sono all'interno di questo territorio, quindi è un privato con il quale c'è anche un dialogo. Dopo è chiaro che ci sono delle tensioni, ci sono delle situazioni dove si dialoga, si contratta, si cerca di negoziare, si cerca di avere alcune disponibilità, ma sta insomma nel ruolo delle parti, ma ripeto, non c'è un rischio privatizzazione. Forse se questo c'è in quei contesti dove magari il pubblico sta per n motivi rinunciando un po' alla sua funzione, o perché manca personale, o perché non si fanno investimenti, o perché non si guarda un po' avanti, perché poi bisogna anche guardare anche un po' rispetto a quelle che sono le prospettive che la tecnologia ci sta offrendo anche come sistema pubblico, perché sta veramente succedendo una rivoluzione dal punto di vista tecnologico. Tra l'altro a Jesolo avremo ad aprile, quindi faccio anche un po' di pubblicità, 4-5 aprile, un convegno organizzato qui all'Almar, dove si parlerà proprio di questo, cioè di tecnologie e intelligenza artificiale all'interno dei sistemi sanitari, nell'assistenza, nella cura, nella formazione, nella ricerca, che sono un po', diciamo, la frontiera. E quindi bisogna anche cominciare a guardare quella prospettiva, perché è chiaro che non potremo sempre pensare di avere il professionista a casa del paziente o il professionista presente in tutti i luoghi, in tutti i contesti sanitari. Ci si può affidare anche alle tecnologie. Ci sono negli Stati Uniti alcune esperienze ormai da anni di contesti dove i pazienti vengono monitorati costantemente con dei dispositivi, ecco, dei device, che possono essere indossabili, possono essere le tute, possono essere dei dispositivi molto leggeri, e vengono monitorati da remoto da un gruppo di medici o infermieri che stanno da tutt'altra parte e controllano parametri vitali in maniera costante, e se c'è un alert intervengono. Questa sarà un po' la sfida della cronicità che si diceva prima, cioè non possiamo pensare che la cronicità si gestisca col medico di medicina generale sempre presente, si gestirà anche con la tecnologia, anche con questa modalità, quindi da remoto, non necessariamente con la presenza della persona fisica, che però interviene quando è necessario. Ma se si tratta di rilevare la pressione, il polso, il peso, la saturazione, oggi lo si può fare anche a 30 km di distanza, basta che la persona indossi un particolare aggeggino e si rilevano questi parametri. Questa intelligenza artificiale, voglio dire, è roba di ieri, non di domani.
La radiologia stessa oggi, attraverso l'intelligenza artificiale, riesce a fare una selezione di tutte le immagini, eliminando tutte quelle che sono negative, cioè dove non c'è nulla, e individuando magari quel puntino che a occhio nudo è invisibile e dicendo al radiologo: guarda che lì ti ho trovato un puntino nero, te lo ingrandisco di 10.000 volte così lo vedi bene, vai a controllare. Quindi offre delle opportunità che fino a 10 anni fa erano immaginabili. Grazie, chiedo al pubblico di cominciare a scaldare i motori, nel senso che adesso arriva la mia ultima domanda, ma che sarà flash, e poi ci teniamo, ecco, anche col Presidente a che voi ci facciate le vostre domande. Penso che non sia banale avere a disposizione, ecco, degli interlocutori così competenti. Ecco, la mia ultima domanda, io non vi ho costretto tanto nel tempo perché mi sono reso conto che le domande che io stesso ho fatto richiedevano risposte ampie, per cui però su quest'ultima vi chiedo un flash. Come vi avevo preannunciato, ha accennato la consigliera Zottis, per il Veneto l'autonomia differenziata è un tema caldo, è stata la regione, è stato il referendum, è una delle regioni che l'ha proposta fin dall'inizio, eccetera. Non vogliamo ovviamente cominciare alle 10:15 a aprire una seconda conferenza sull'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è più, ecco, un'occasione per un mio ultimo stimolo, no? Se volete, ecco, dire un'opinione, l'autonomia differenziata rispetto alla tutela della salute può essere un'occasione, prima domanda. Seconda domanda, ma chiedo proprio se è possibile una risposta flash, so che ce la potete fare perché avete fatto delle ottime sintesi, quindi è un'occasione per la tutela della salute? Secondo, che competenze, no? La Corte Costituzionale, sapete, si è pronunciata, ha detto non si chiedono materie, ma si chiedono funzioni, quindi l'autonomia differenziata serve per fare qualcosa di specifico in conformità al principio di sussidiarietà. Quindi quali funzioni vorreste? 2 funzioni che vi vengono in mente come strategiche e per fare che cosa? Da che parte devo cominciare? Credo tocchi al consigliere. Prego. Su questo potremmo trovare non un accordo, però lo stesso, su questa domanda. Allora, può essere un'opportunità l'autonomia? Beh, credo di sì, perché altrimenti non ci saremmo mossi per fare un referendum e non ci sarebbe stato sicuramente tutto questo movimento politico che non è partitico ma è politico, nel senso che le necessità, nonostante la modifica del titolo quinto della Costituzione, insomma, poi hanno portato ad un'evoluzione che, ricordo, è corsa in diversi anni, quindi non è una cosa insomma, che è dall'oggi al domani, e la riforma attuale che adesso è all'esame, tra l'altro in questa legislatura ha ripreso piede, insomma, ha visto insomma, una forte discussione. Qual è la paura? La paura è di avere regioni che vanno in avanti e regioni che invece rischiano di rimanere indietro. Non è vero, perché i dati comunque del rapporto CREA parla benissimo che negli ultimi anni proprio anche la semplice discussione del tema e il movimento delle regioni ha portato le regioni che erano più in difficoltà a tentare di riallinearsi. Poi sicuramente i vincoli sui bilanci, la manica meno larga dello Stato rispetto alle regioni che magari erano meno virtuose e così via ha aiutato sicuramente, però anche una questione di mentalità sicuramente aiuta. Per quanto riguarda la sanità, ad oggi il 90% delle competenze, diciamo, sulla sanità è già delle regioni, quindi su cos'è che potremmo attuare o cos'è potrebbe essere importante l'autonomia, è su quello che spesso e volentieri ci scaniamo tra i banchi di opposizione, in maggioranza e in consiglio regionale, cioè ovvero su quelle scelte quando magari ci sono quelle risorse che però non possiamo utilizzare. Okay? Quindi se io oggi ho un fuggi generale da parte del settore medico, piuttosto che infermieristico, piuttosto che degli OS, che vanno magari a lavorare in strutture private perché magari pagati di più, in mancanza di carenza, è chiaro che io non posso incentivarli, oppure rischio di creare quegli effetti, come insomma si è visto con gli scandali di qualche estate fa, su cui i medici insomma sono pagati troppo, diciamo, per le ore che facevano, insomma abbiamo visto tutte le notizie sui giornali. Invece su cos'è che può essere appunto utile? Può essere utile sia naturalmente sulla gestione della spesa e anche su quelli che però sono i percorsi che già attuiamo, perché io adesso penso una cosa, cioè non è vero che la sanità pubblica è uguale in tutte le regioni, ma non intendo in termini di servizi, di tempi, parlo anche in termini di percorsi
per esempio, cioè il fatto dello screening per il tumore al seno, per esempio in Veneto, rispetto ad altre regioni, ci sono regioni che sono all'inizio di questo, ci sono regioni che magari sono diciamo molto più indietro. Il Veneto su questo per esempio ha un percorso che ha delineato, ha fatto, e quindi ha iniziato a fare rispetto alle altre regioni molto prima in un'autonomia funzionale. Naturalmente, perché faccio questo esempio? Perché per fare questo tipo di percorsi e metterli in moto non è una campagna, il Ministero della Sanità fa la campagna sulla prevenzione, poi non è solo la semplice visita della persona, è il richiamo, i percorsi, quello che abbiamo fatto anche poi sulla base per esempio della cardiologia la domenica scorsa tra l'altro, cioè, ovvero quello di investire risorse in percorsi che invece magari altri non riescono nemmeno a attuare. Quindi penso che l'autonomia sotto questo punto di vista abbia, non dico una forma di totale libertà, ma lasciare un po' di più alla regione che ne ha competenza decidere anche dove investire più le risorse e quindi riuscire ad essere più incentivante non solo nell'emergenza ma anche nei momenti di difficoltà, insomma, ecco, questo può essere. Poi torniamo alla competenza. Io dico, è vero sì che questo può creare un divario, c'è già adesso sotto certi punti di vista. Il fatto però che questo possa invece aiutare ad incentivare a migliorarsi altre regioni, sì. E chiudo facendo un esempio banalissimo. 10 anni fa si parlava di determinate strutture come fossero un'eccellenza, penso, adesso faccio una battuta, il San Raffaele, non me ne voglia mai qualcuno che è affezionato a quella struttura. Oggi magari per determinate malattie dove uno partiva dal Veneto andava a San Raffaele, ti dicono guarda che la migliore professionista, non vado sul tema di chi, la trovi all'Angelo a Mestre. Quindi voglio dire, cioè cambia, ci sono percorsi diversi, ci sono persone che rimangono nel pubblico rispetto a magari andare nel privato, però cambia la sensibilità, perché poi alla fine è sempre chi poi amministra che detta quelle linee di governo, diciamo di governance che si diceva prima, che riesce a migliorare poi il servizio. Non è detto che per forza tutti i privati sono migliori del pubblico. Grazie. Allora, sì, giustamente ha chiesto le funzioni perché in qualche modo ce l'ha detto la Corte, dove ha detto due cose. Una, allora rispondo alla prima domanda, abbiamo fatto una proposta già nel 2022 in questo senso, che era quello di dire andiamo verso l'autonomia, anche se poi dirò un'altra cosa, sulle politiche attive del lavoro, sull'integrazione tra le politiche attive e le politiche passive, sull'organizzazione e la fondazione degli ITS, sul sistema integrato dell'istruzione professionale, non la scuola, e della formazione professionale, del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e del governo del territorio inteso come rigenerazione urbana, quindi non tutto, e la prevenzione a rischio sismico, in modo da individuare, abbiamo individuato 7 funzioni specifiche che non sono le materie in senso ampio. Che ci sembrano quelle che in qualche modo, su cui tra l'altro il Veneto si sta anche caratterizzando su alcune, non su tutte, ma penso per alcuni aspetti anche a quello che si fa in termini anche di formazione professionale in senso positivo e anche in senso sperimentale. Per quanto riguarda l'aspetto della sanità, l'ha detto anche il consigliere Pavanetto, il titolo quinto prevede già la forma di autonomia e molte delle cose giustamente che sono state dette noi possiamo già farlo. La Corte ci dice un'altra cosa per un'applicazione reale poi del titolo quinto e un'applicazione reale di quello che è il principio della salute, perché allora, volendo tornare all'inizio per avere anche un quadro generale coerente, nel momento in cui parlo di salute devo offrire dignità, devo offrire accoglienza, devo offrire solidarietà, devo offrire giustizia, devo offrire uguaglianza, ok? Che sono i principi poi della dottrina sociale della Chiesa. Se devo fare questo, io vado a ripartire, allora cosa dico? La Corte mi dice devo applicare i LEP, cosa che ad oggi ci si sta lavorando, la SOGES ci sta lavorando, ma non c'è ancora nella riforma. E allora è inutile che continuiamo a discutere, perché il LEP è il livello essenziale di prestazione, cioè devo erogare quella prestazione in modo uniforme in tutto il contesto nazionale, perché questo mi permetterebbe anche un'erogazione poi di fondi in modo equo e in modo anche premiale poi per alcuni aspetti, perché diventa premiale per chi fa anche meglio. Allora credo che si debba andare in quella direzione, perché da una parte garantisco chi fa meglio, da una parte però non lascio indietro chi fa peggio, lo stimolo a fare meglio.
E lo dico anche per evitare quel cortocircuito che alle volte se no creiamo, dirà che è impossibile che ci diano altro, perché ce l'ha detto la Corte, quindi mettiamocela via su alcuni aspetti, ma che la questione della mobilità. La mobilità è una cosa positiva per il Veneto, giustamente prima il direttore diceva, ma se vengono qui e spendono dei soldi in Veneto su cose che tra l'altro remunerano, ben venga. Attenzione a non creare un cortocircuito dove se noi lasciamo troppo indietro il siciliano, uso il siciliano come esempio, non me ne voglia nessuno, non è... tra l'altro io amo la Sicilia come luogo dove andare a fare le vacanze, però attenzione all'eccesso di mobilità, perché non riesco più a rispondere e mando in cortocircuito il sistema anche Veneto. Quindi la questione dei LEP è centrale, come lo è stato dei LEA, come rivedere i LEA, quindi LEA, LEP, LEPS, l'IVEAS, ok, quindi sociale, sanità e sociale, proprio per riuscire a rispondere sì alla premialità a chi fa bene, e quindi a quel meccanismo di federalismo a cui ci ispiravano i nostri padri, penso a Trentino con il nostro conterraneo, ma nello stesso tempo a garantire quell'uniformità anche di cura che poi permette di star bene tutti, cioè tutte le regioni, ma anche noi, di non andare in cortocircuito. Grazie. E con questo chiudo, grazie. Direttore, lei dice qualcosa sull'autonomia differenziata o... Solo no, perché è vietata tecnica e politica e... Solo applicata alla sanità però. Allora, rapidamente, l'autonomia differenziata, per quanto riguarda la sanità, l'autonomia differenziata già prevede che ci sia un certo spazio di manovra, quindi la cabina di regia è nazionale, ci sono norme di riferimento e le regioni devono applicarle. Io penso insomma che in questi anni il Veneto, che tra l'altro è l'unica regione che ha sviluppato un sistema che non è puramente sanitario ma è sociosanitario, quindi integrato con i comuni, col terzo settore, con le comunità, abbia dimostrato di sfruttare al meglio questo percorso di autonomia. Tant'è, ma non lo dico io, che se noi andiamo a vedere i report che annualmente le diverse agenzie governative producono, dal Ministero della Salute attraverso il nuovo sistema di garanzia, dall'Agenas che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, ecco, tutti questi livelli di valutazione terza dimostrano che alcune regioni sono sempre, costantemente, da anni, ai primi posti per livelli di assistenza, per qualità dei livelli di assistenza, e quindi si fanno gli screening, si aspetta poco al pronto soccorso, i pazienti in domiciliare vengono trattati, si curano i tumori, eccetera. Altre regioni costantemente sono al di fuori del perimetro di sicurezza. Allora, perché tutto questo? Perché probabilmente, siccome autonomia vuol dire anche essenzialmente responsabilità, cioè sei autonomo ma rispondi di quello che fai, io ritengo che in alcune regioni questo concetto di autonomia uguale responsabilità e nel rispetto delle linee guida generali gestisco al meglio il sistema abbia dato dei frutti, e quindi piuttosto che frenare chi oggi è a un livello buono, è bene che anche qualcun altro, magari chiedendo anche supporto, aiuto, provi ad accelerare un attimino. Oggi cosa manca? Sicuramente mancano due aspetti importanti nel percorso di autonomia, che è quello che credo che per quanto riguarda la sanità tutti chiederemo. Il primo è la possibilità di avere la contrattazione differenziata a livello regionale. Questo permetterebbe ad esempio di incentivare alcuni ambiti professionali o alcune aree, e penso ad esempio, non faccio l'esempio del Veneto orientale che poi sembro di parte, parliamo della ULSS Dolomiti, dove i professionisti fanno fatica ad andare perché è molto lontana. Se avessimo la possibilità di fare contrattazione vera, decentrata a livello regionale, probabilmente per chi va a lavorare alle Dolomiti piuttosto che nel Polesine ci potrebbero essere degli incentivi di cui oggi non si può disporre, perché oggi se il direttore generale delle Dolomiti vuole mettere degli incentivi deve andare a toglierli agli altri dipendenti, come se il sottoscritto vuole incentivare l'apertura di un poliambulatorio a Bibione, probabilmente deve utilizzare le risorse che ho a disposizione, ma le tolgo a qualcun altro. L'altro aspetto che abbiamo già dimostrato che è premiante è quello di introdurre gli extra LEA, cioè il Veneto da sempre introduce degli extra LEA, cioè risorse che vengono messe a disposizione del sistema sanitario o sociosanitario, penso agli extra LEA della salute mentale, che derivano dai risparmi di economie maturate con una gestione
parsimoniosa, efficace, adeguata delle attività. Ecco, questo è l'altro aspetto che andrebbe potenziato, c'è la possibilità di utilizzare quei risparmi che si maturano all'interno del sistema attraverso una gestione attenta. Vi ricordate qualche anno fa, quando c'è stato lo scandalo delle garze o delle siringhe, non mi ricordo, acquistate in qualche regione a €1 e qualcosa, quando in Veneto la stazione appaltante nostra le acquistava a 0, allora quella è una dimostrazione che c'è l'autonomia, ma c'è anche la responsabilità da parte di chi gestisce le risorse pubbliche di gestirle al meglio. Quindi non si tratta di separare, di dividere, di fare le secessioni, ma si tratta di definire dei percorsi buoni, performanti, e di fare in modo che anche gli altri si avvicinino a quei percorsi performanti e non che rimangano al palo. Mille grazie, spero che il Presidente non sia troppo arrabbiato con me perché siamo andati troppo lunghi forse, ma mi sono perso ad ascoltare perché ho trovato tutto molto interessante. Quindi niente, aprirei una raccolta di domande, ecco, e ne raccogliamo magari più di una e poi facciamo sempre un giro di risposta. No, io ho visto l'ora, intanto vi ringrazio perché ecco, sarebbe utile stare qua ad ascoltarvi ancora chissà quanto tempo. Il tempo è tiranno, ma immagino ecco, che qualche domanda sia utile. Ora io proporrei una cosa di questo genere, raccogliamo 3 domande e poi abbiamo ecco, le risposte, e vi lascio un po', ecco, quando ci si alza da tavola con un po' di appetito vuol dire che la volta dopo si ritorna, quindi che il prossimo corso di formazione politica ecco, avremo ancora più gente. Bene, 3 domande veloci, utilizziamo tutti i tempi, quindi evitiamo i tempi morti, questo per dire, anche perché dopo il sindaco intanto ti prepara a te una roba. No, tu devi chiudere sto. Sì. Ecco. Sì. Parlavate di medici e di personale infermieristico in genere della sanità, dove la domanda è elevata ma l'offerta è poca o più carente, insomma. Quali possono essere le soluzioni perché le risorse che forse ci sono anche, leggendo, io leggo i giornali, non è che sono un esperto del settore, perché ci vogliono più medici, ci siano più medici, ci siano più personale infermieristico, settori che possa entrare nei ruoli della sanità pubblica in particolare, rispetto alle carenze che oggi notiamo, che sono più carenze di numeri di base più che di disponibilità della struttura a poter avere queste persone. Grazie. Un'altra domanda? Sì, mi chiamo Redigolo, sono un infermiere. La politica a cui compete la programmazione sanitaria. Bisogna che ci parliamo chiaro, perché se noi stiamo vivendo questa situazione drammatica nella sanità è perché ci sono state anche delle scelte assolutamente scellerate sul versante della programmazione. Io mi ricordo molto bene che ci fu un momento nel 2008 in cui un grande genio dell'economia che si chiamava Giulio Tremonti decise il blocco e il turnover del personale sanitario, che è durato per molti anni e che è stato perpetuato anche dai governi successivi a quello Berlusconi. Poi c'è stato anche il blocco dei contratti di lavoro che è rimasto per 9 o 10 anni, no? Per cui noi stiamo raccogliendo in qualche modo quello che è stato seminato o non è stato seminato negli ultimi 15 anni. Poi c'è un altro dato importante: la salute è un diritto della persona, è un diritto dell'individuo che lo Stato tutela, nel senso che lo Stato nell'articolo 32 mette in atto, applica quelli che sono i principi declinati nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della Costituzione italiana. Questo vuol dire che la salute non è semplicemente un'attività come le altre, ma ha una dimensione fortemente etica. Io vedo che questa dimensione etica si è smarrita cammin facendo, e quindi la domanda è quanto i partiti politici se ne stanno
stanno occupando, stanno riflettendo su questo e quando intendono effettivamente mettere in atto, perché è da lì che scende tutto, no? Se c'è una dimensione etica, poi di conseguenza le scelte vengono fatte in maniera opportuna, cosa che invece non è stata fatta perché ormai da 50 anni la salute, la sanità è una terra di conquista delle forze politiche, ok? Quindi chiedo quanto si sta pensando a un'inversione di tendenza, grazie. L'ultima. Don Gianni. Sentiamo. L'anima e il corpo. Grazie, siete stati molto esaustivi e anche molto ben preparati, anzi l'argomento è veramente ampio e dà tante possibilità maggiori proprio di riflessione. Volevo riflettere sul discorso delle liste d'attesa. Un'altra lista d'attesa, potremmo dire quasi in un certo senso uguale, sono le violenze ai medici e al personale infermieristico. Si parla di 18.000 casi all'anno e un aumento del 33% all'anno di queste cose così che sono aberranti perché sono sempre senz'altro da condannare, però leggiamole anche sotto l'aspetto, diciamo così, di una situazione che ci fa capire che c'è un disagio sotto. Certamente il direttore parlava prima che l'uomo oggi vuole essere molto aggiornato, sa tutto lui, quindi anche si presuppone che voglia anche, a volte anche con arroganza, mettersi al posto dei medici, però qualche volta c'è anche, e soprattutto vedo le violenze avvengono nei pronto soccorsi e quindi probabilmente si potrebbe lavorare un po' di più forse su questa struttura perché le liste sono molto d'attesa, molto forti perché si parla di ore e ore e ore di un ammalato che resta al pronto soccorso con tanto disagio. Quindi si è passato nella parte politica alla coercizione, cioè quindi alla pena, però forse questo non basta, ci vorrebbe forse qualcos'altro un po' di più probabilmente. Grazie. Bene. Grazie, domande molto interessanti. Forse abbiamo anche un'epidemia etica, dico, che la salute, per collegare l'altra domanda, sta proprio al 32 nei rapporti etico-sociali della Costituzione, non nei rapporti economici, quindi ho trovato la domanda pertinente. Prego. Sì, se possibile. Le prime due sono anche collegate, penso, quindi la soluzione per avere più personale, che poi è nata da questo blocco e che lo vediamo non solo in ambito sanitario, ma lo vediamo anche in ambito pubblico. Basti pensare ai nostri comuni che oggi sono in difficoltà perché cosa è successo? Non solo non si trova personale che voglia andare perché non è più attrattivo, ma perché forse c'è stato quella mancanza di passaggio generazionale tra chi stava per uscire e quindi chi era entrato poteva imparare un mestiere e iniziare anche ad appassionarsi di un mestiere. Invece cosa è successo? Che molti sono quelli andati in pensione, è rimasto un vuoto, chi arriva trova delle competenze che non ha modo di poter approcciarsi e nella migliore delle ipotesi, diciamo, hai situazioni, diciamo, non all'altezza, in altre scappano, ci sono molti licenziamenti e molte persone che cercano di andare via, quindi la soluzione oggi come oggi è quella di, come si dice, programmazione, quindi non una soluzione che può essere, diciamo, attuata a tempo record, ma è quella, diciamo, intanto di aprire come si dice, i corsi universitari, insomma, che anche quelli erano stati bloccati, avere assunzioni e cercare magari di assumere nel momento in cui una persona non va in pensione il giorno dopo, ma magari va in pensione in un periodo più lungo, in modo che possa essere anche portato, perché penso che se io avvicino un ragazzo oggi e lo metto in corsia accanto a lei, prendo un esempio, sicuramente magari del lavoro si appassiona perché trova anche, diciamo, una facilità nell'impararlo. Se io invece lo metto in corsia senza di lei, da solo, alla prima esperienza, bravo perché si fa le ossa, ma magari molti di questi invece scappano perché magari trovano anche il lavoro pesante rispetto poi ad un problema che è quello anche del pagamento, diciamo, dello stipendio, insomma, perché sappiamo benissimo che non stiamo parlando di stipendi, insomma, importanti, e questo va anche su quel blocco del contratto nazionale, insomma, che c'è stato negli anni. Per quanto riguarda invece la violenza sui medici e sul personale sanitario, diceva Don Gianni prima, al di là che, insomma, i tempi sembrano
cioè, leggiamo tutti i giorni, pare che la gente sia sclerata sotto questo punto di vista. Io ricordo però negli anni 90, quando uno andava in ospedale comunque attendeva ore, per esempio, e magari queste cose non succedevano, adesso sono più all'ordine del giorno. Da una parte c'è stato, diciamo, un sistema di monitoraggio, quindi insomma quando si va in un pronto soccorso ci sono le telecamere, in determinati pronti soccorsi ci sono addirittura gli volontari. È capitato, insomma, in vari pronto soccorsi ci sono i volontari delle associazioni che cercano di aiutare, insomma, di tenere calma più le persone. Io su questo posso fare un plauso, ma dopo magari rubo una battuta al direttore Filippi. L'ospedale di Jesolo aveva anche un addetto della sala, giusto, direttore, ovvero nel periodo estivo anche una persona che conosceva le lingue, che poteva insomma accompagnare le persone nell'attesa più che altro, perché effettivamente il fatto di non sapere quando vai dentro e perché non vai dentro scatta un po' quel meccanismo di essere preoccupato, di essere tagliato fuori da un servizio. Dall'altro noi come Consiglio regionale andremo a discutere poi un progetto di legge depositato da me proprio la settimana scorsa, che è quello di costituirsi parte civile come Regione del Veneto in tutte quelle che sono le aggressioni fisiche, non verbali, perché altrimenti dovrei fare praticamente tutti i giorni una causa, ma non solo del personale sanitario in generale, ma anche di tutte le persone in divisa e anche dei professori e dei maestri di scuola. Quindi questo è un piccolo atto che la politica può fare e che naturalmente non risolverà il problema, però già uno ci pensa 2 volte sapendo che deve pagare 2 persone e non una, e quindi in questo caso. E quindi questo. Dopodiché naturalmente tutte le dotazioni che possono essere date. È chiaro che questo malessere è sicuramente un momento che stiamo vivendo, come insomma lo abbiamo visto anche nelle nostre strade con le baby gang, cose che magari 20 anni fa non c'erano, cioè è sempre un fenomeno, diciamo, di questi anni. Dall'altra però effettivamente deve aprire un caso sul fatto anche del perché molte persone non vanno a fare questo tipo di mestiere, cioè, ovvero non solo il rischio, non solo il fatto che magari è pagato poco, ma anche, e quello che diceva prima il direttore generale sul fatto di non solo quelli che su Google sanno tutta la cura e quindi te la vengono a spiegare a te che invece hai studiato ma inutilmente, ma anche e soprattutto per quelle che sono anche la facilità delle cause, il rischio, quindi la mancanza di copertura, e quindi tante volte uno dice vado a fare un lavoro dove magari rischio di più di quello che vado a prendere, non in termini naturalmente solo fisici, ma anche in termini economici, in termini professionali. E questo purtroppo è una cosa che si è innescata in questi anni, che ha allontanato soprattutto quel settore molte persone, che magari invece potrebbe essere un settore attrattivo, non solo per la missione che uno potrebbe avere in ambito sociale, in ambito di visione dell'aiuto dell'altro, ma anche, anche nel fatto di un lavoro che insomma, come vedete, è sempre in cerca di personale. Faccio solo una considerazione, visto che è stato tirato in campo il numero chiuso a medicina e quindi direttamente la mia amministrazione, che è l'università, allora dico qualcosa. Intuitivamente diremmo sì, beh, c'è stato un problema di programmazione e se ci troviamo senza, e questo è evidente. D'altro canto ricordiamoci una cosa, che non è che basta, dice togliamo il numero chiuso e risolviamo il problema, perché bisogna formarli poi i medici, cioè non vogliamo solo medici, vogliamo anche medici che sappiano fare i medici, e quindi bisogna avere le strutture come università per poi far fare i tirocini, non mettere in piedi aule dove non senti neanche quello che dice uno, perché quindi bisogna anche l'amministrazione universitaria, anche quella ha dei problemi di risorse, ecco, da questo punto di vista, quindi bisogna trovare un punto di equilibrio. Grazie. Allora, io parto dalla fine, perché secondo me può fare da cappello. Allora, è secondo me un sintomo, alle volte un sintomo, alle volte ci sono dei problemi veri, ok? Dietro a quelle che sono un'esplosione anche di violenze che si stanno avendo più volte, soprattutto all'interno di pronto soccorsi, ma non solo, perché per chi ha avuto non la fortuna, ma insomma la sfortuna di stare dentro i reparti, li ha visti anche nei reparti, anche nel momento soprattutto magari del periodo del Covid, in cui è come esplosa una violenza proprio interiore, di insoddisfazione probabilmente anche delle persone, che poi si scagliano contro chi chiaramente in quel momento dovrebbe magari dargli una risposta e non gliela dà nei modi, nei tempi in cui la persona desidera. Alle volte c'è una ragione sotto, alle volte è uno sfogo emotivo che, diciamo, in qualche modo nasconde altro.
In entrambi i casi io credo che ci siano alcune azioni assolutamente da fare. Prima c'è chi ha parlato di etica, o capiamo che di ritornare a un percorso etico o esplodiamo, cioè io non credo che si possa non nascondersi dietro al fatto che la politica deve ricominciare a parlare di etica e dimostrarlo, ok? Alcune cose io le vedo, altre cose non le vedo ancora. Prima dicevo di partecipazione democratica, perché ci credo che la politica deve accompagnare i percorsi anche per riuscire a rispondere, cioè la politica deve accompagnare al rispetto. Non dobbiamo parlare male dell'operatore. Io se devo dire qualcosa di male glielo dico, cioè non è che ho problemi a dirgli guarda secondo me quella cosa va male, però in qualche modo devo essere una politica che propone, e nella critica la proposta, cioè secondo me quella cosa non va perché dovremmo fare così, non perché tu sei un professionista che non va bene. Questo è sempre sul sottofondo anche del conflitto politico anche regionale. Voi avete parlato male, ma non è vero, non è più semplice rispondere in questo modo qui. Allora secondo me questo dovremmo cancellarlo e avere proprio quest'altro tipo di approccio, anche per un'educazione proprio sociale diversa. È chiaro che qui però si innesta anche una presa in carico maggiore, e per quello che ho parlato di territorio prima, giustamente insomma l'hanno richiamato il consigliere Pavanetto e il direttore, perché c'è un tema di povertà economica, di povertà sociale che è evidente, di povertà sanitaria che viene avanti e che poi si scarica anche quella, e il primo accesso al pronto soccorso. E questo fattore della povertà è un fattore di povertà anche culturale, di ritornare ad avere dei luoghi di confronto come è stato questo, di ritornare ad avere dei luoghi civici di democrazia in cui mi confronto sulle cose operative. Allora così credo che se facessimo esplodere e quindi creassimo anche da un punto di vista politico dei luoghi maggiori di confronto e di unione verso anche la parrocchia, valorizzando quello che viene fatto, perché ci sono tantissime iniziative del terzo settore. Adesso c'è la riforma del terzo settore, potremmo stare qua anni a parlare e rispondere a quella domanda, ma il terzo settore anche poi non può essere usato come la terza gamba di ciò che non funziona nel sociosanitario, deve essere integrato dentro, e i percorsi in qualche modo che si faranno anche con gli ATS credo che debbano andare in questa direzione, proprio perché anche per una professionalizzazione del terzo settore che si può prendere in carico anche quell'aspetto della povertà, ma che non può farlo sempre con gambe deboli o con uno zaino troppo pesante. Su quello poi della violenza c'è stata la proposta di legge e c'è anche una proposta di adottare da parte nostra il piano di prevenzione degli atti di violenza per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, che sarebbe uno strumento che in qualche modo rende organiche alcune iniziative che in alcune ULSS si fanno, in altre ULSS non si fanno, in qualche modo per quanto riguarda la formazione continua agli operatori ma anche alle persone. Incrementare quelle che è la dotazione di telecamere ma anche di alert, e anche il supporto psicologico e legale agli operatori che sia costante e che sia adatto, perché da una parte c'è quello che ho detto prima in modo veloce perché richiederebbe molto più tempo, dall'altra c'è chiaramente l'operatore che va anche tutelato ma va anche formato per capire se la persona che ha di fronte veramente ha un problema vero o se la persona che ha di fronte non ha un problema vero magari sanitario, ma in quel momento bisogna meglio ascoltarlo, perché se no allarghiamo ancora di più lo spettro di possibilità di conflitto, o se ci sono altri indirizzi da fargli prendere, a quale servizio magari indirizzarlo. E questo credo che sia un altro tipo di integrazione di risposta che si può dare. Finisco, anche se ci sarebbero altre cose. C'è la questione di sbloccare il tetto di spesa, che proprio c'è una questione di invertire una visione che non può essere economicistica, in alcuni casi non lo è, in altri casi lo è stata. Lei ha citato alcuni esempi che sono stati trasversali, lo dico con grande dispiacere, ma è così. Dall'altra, secondo me, il direttore prima ha detto bene sulla questione dei contratti decentrati, soprattutto per quelle che sono poi delle aree disagiate, e questo potrebbe aiutare. E l'altro è secondo me, avviare sempre di più quella che è la riforma delle professioni sociosanitarie. In parte penso a quello che si è fatto con gli infermieri di famiglia, cioè rendere più attrattivi rispetto a quello che è la
domanda adesso della complessità dei bisogni. Noi abbiamo, ma questo te lo dicono anche gli ordini dei medici, abbiamo una formazione alle volte che non risponde né in termini di empatia, quindi una formazione anche sull'aspetto dell'empatia, sull'aspetto della comunicazione, né in termini alle volte di complessità di bisogno, che richiede chiaramente anche una specializzazione maggiore delle diverse professioni, dall'infermiere all'operatore sociosanitario, e questo credo che sia competenza molto nazionale e una parte anche regionale. Grazie. Se avete notato, si è iniziato a parlare assiduamente di sanità, perché oggi la sanità è ogni giorno sui giornali o in TV dopo il Covid. E quindi voglio dire, meno male che adesso ne parliamo, perché probabilmente per qualche decennio non se ne è parlato in maniera seria, nel senso non pensando effettivamente a quello che poteva essere la prospettiva e lo scenario che abbiamo davanti, con il Covid e poi con le liste d'attesa. Allora, sul tema della carenza di personale, sono due situazioni diverse, ma per le quali le strategie per affrontarle sono abbastanza simili, e anche qua c'è insomma abbondante letteratura mondiale su cosa fare per rendere attrattiva la professione, perché la carenza di infermieri e di medici non è solo un problema italiano o europeo, è un problema mondiale. Ci sono paesi che fino a 10-15 anni fa non avevano assolutamente il problema della carenza di professionisti, e oggi invece stanno cominciando ad affrontare anche loro questa carenza. Medici, mentre i medici si avvicinano numerosi alla professione, quest'anno 2024 su 22.000 posti c'erano 60.000 candidati, quindi c'è la domanda, c'è l'interesse, però dopo lo scoglio è nelle specialità, quindi il tema è un po' più avanti, come rendere attrattive alcune specialità, le meno attrattive pronto soccorso, per tutta una serie di motivi. Per gli infermieri e per altre figure, solo per i fisioterapisti l'alveo delle professioni sanitarie risulta ancora attrattivo per i giovani nell'area dei fisioterapisti. Per tutte le altre c'è una situazione abbastanza importante di carenza. Va anche letta nell'approccio che hanno i giovani oggi rispetto al mondo del lavoro, meno disponibili rispetto forse a qualche decennio fa ad affrontare una professione impegnativa, dove lavori di notte, di domenica, di sabato, dove devi avere una certa predisposizione a prenderti cura delle altre persone, e lo vediamo anche poi nei colloqui di assunzione che facciamo con medici, infermieri e quant'altro. Anche gli amministrativi, fino a 10 anni fa un concorso per amministrativi nel sistema pubblico avrebbe visto migliaia di ragazzi candidati, oggi se riusciamo a coprire i posti messi a bando è già un successo. Vuol dire che l'approccio rispetto al posto di lavoro pubblico, al posto fisso, è cambiato, e quindi anche noi dobbiamo cambiare, perché o siamo attenti a quello che succede o rischiamo di restare in posizioni che sono ormai superate. Allora, per gli infermieri quindi il problema è esattamente diverso da quello dei medici. Normalmente per ogni posto in Italia l'anno scorso avevamo 0,9 candidati, quindi non coprivamo neanche tutti i posti. Poi sapete che c'è una certa quota di abbandono, per cui arrivi alla fine che il personale manca, e avremo bisogno di più personale rispetto a quelli che vanno via per gli investimenti nel territorio, medicina di prossimità, eccetera. Quali sono le strategie che tutto il mondo ci dice che funzionano? Allora, la prospettiva di carriera o di soddisfazione personale, cioè far fare alle persone il lavoro per il quale hanno studiato e si sono preparati. Per gli infermieri essenzialmente più spazio, più autonomia, più possibilità di operare direttamente sulle persone che hanno bisogno nel rispetto delle competenze. Quindi un lavoro che è un po' più emancipato rispetto a quello che si fa oggi. Per i medici la carriera oggi è abbastanza limitata, perché la carriera per i medici è quella di entrare, dopodiché forse avere la possibilità di avere qualche struttura, e poi c'è chi diventa direttore, uno ogni tot, ma tutti gli altri rimangono dirigenti, non pagati tantissimo, perché poi i contratti sono rimasti abbastanza fermi. Il tema quindi è dell'impatto della professione nel mondo del lavoro, è il primo elemento critico. Il secondo, ma forse oggi è il primo, la possibilità di coniugare lavoro con vita personale, vita familiare. Questo è esploso con il Covid. Abbiamo capito che le persone non sono più così tutte votate al lavoro come lo eravamo noi, per chi era votato, ecco. Ma sicuramente la capacità di stare all'interno del lavoro è cambiata, e i ragazzi chiedono più tempo libero, più spazio, più tempo per la famiglia, per gli hobby, e va anche bene.
E questa riflessione, questa diciamo, ricaduta la vediamo nella scelta, ad esempio, dell'attività libero professionale. No? Perché si va a fare la libera professione? Non sempre perché si guadagna di più. Questo può valere per i medici, ma per gli infermieri non vale, perché con la libera professione mi organizzo i miei orari, le mie attività lavorative, decido quando chiudere, decido quando lavorare, cosa che nel sistema, diciamo, dell'ospedale, del sistema pubblico non si può fare. Quindi la conciliazione. L'altro aspetto sono gli ambienti di lavoro, elemento sul quale si sta lavorando. Tra l'altro la Regione Veneto ha adottato una delibera di contrasto contro la carenza di personale, dove il tema del benessere organizzativo, cioè di stare bene dentro il lavoro, è un tema centrale. Qui non servono soldi, serve solo la capacità da parte di chi è all'interno dei posti di lavoro di capire che i professionisti sono persone e li devi coltivare, li devi, diciamo, accogliere, li devi accompagnare. E poi c'è l'aspetto economico. Chiaramente i nostri contratti, i nostri stipendi sono mediamente i più bassi in Europa, anche rispetto a quello che è il costo della vita, perché poi c'è qualcuno che dice sì, prendiamo poco ma la vita costa meno, ma messo nel piatto della bilancia i due elementi, gli stipendi risultano più bassi, quindi sicuramente il tema economico è un tema importante. Con la differenziazione che potrebbe permettere di migliorare l'accessibilità ad alcune specialità, perché come vi dicevo, per i medici il tema è soprattutto quello di trovare chi ad esempio vada a lavorare nella medicina d'urgenza piuttosto che nelle terapie intensive, piuttosto che nella medicina di comunità, mentre magari troviamo tanti dermatologi, tanti oculisti, tanti altri professionisti di cui magari non c'è tutto questo bisogno. E questo ecco, la carenza, anche la difficoltà di trovare professionisti che lavorano nell'area dell'emergenza è uno dei motivi di questa, diciamo, difficoltà, è proprio la tensione che si vive nei contesti dei pronti soccorsi. E rispondo alla domanda che il professore mi aveva fatto un po' di tempo fa, io poi avevo perso, diciamo, nell'agenda. Cioè, la situazione dei pronti soccorsi è una situazione critica, un po' perché c'è questa tensione che si crea in alcuni contesti, un po' perché i pronti soccorsi oggi sono diventati un po', diciamo, il ricettacolo, uso questo termine, scusate, non è carino, ma lo si capisce, di tutti coloro che vogliono una risposta immediata, no? La risposta subito, non posso aspettare il medico di medicina generale, non posso aspettare lo specialista e vado in pronto soccorso. Sicuramente qualcosa riuscirò a fare, una visita, un elettrocardiogramma, una radiografia. Guardate che ci sono utenti seriali, perché poi me lo dicono, che periodicamente arrivano con sintomi che non sono reali, ma è difficile dirgli guarda che stai mentendo, e si fanno gli screening. E ovviamente questi intasano. Il 60% degli accessi in pronto soccorso oggi in tutta Italia è dato da codici minori che non dovrebbero entrare in pronto soccorso. Quindi è chiaro che da un lato c'è la pressione sul personale che dovrebbe occuparsi dei codici maggiori, neanche vedere questi codici se non in minima parte. D'altro lato c'è la gente che attende e che magari c'è chi giustamente attende per un motivo, chi attende perché pretende di avere una visita, si crea un mix, una miscela di tensione che difficilmente può essere in alcuni casi governata. Allora stiamo adottando misure di protezione, di difesa, di alert, di allarme, però il pronto soccorso non è il forte, cioè non possiamo costruire i forti attorno agli ospedali, cioè il problema è insegnare alle persone ad essere persone civili, perché c'è l'aggressione nei pronti soccorsi, ma vedo anche l'aggressione alle forze dell'ordine. Vedo l'aggressione alla persona che ti sta davanti in coda alla posta, c'è l'aggressione all'insegnante. Allora è un tema di cultura educativa e della comunicazione che va affrontato. Cioè noi facciamo anche tutto quello che serve per mettere in protezione, ma il problema fuori rimane, cioè chi è aggressivo in pronto soccorso perché c'è il mal di pancia e vuole la risposta subito, è aggressivo anche al di fuori del pronto soccorso, e quello rimane un problema di comunità. Poi è chiaro, e mi ci metto come sanitario, a volte anche noi non è che agevoliamo, magari la risposta frettolosa, scortese, che tronca il dialogo non aiuta, quindi bisognerebbe essere sufficientemente empatici, tranquilli e riposati per avere sempre un colloquio positivo con la persona. Questo lo dico io per primo. A volte non è così semplice, un po' la tensione, un po' non è il momento, un po' è la giornata pesante, un po' è il turno che sta per finire, e sicuramente anche noi operatori sanitari possiamo migliorare da questo punto di vista, assolutamente, perché il miglioramento c'è sempre, però
sui pronti soccorsi c'è una criticità vera, reale. Questo spiega anche la fuga di molti dei pronti soccorsi professionisti e che poi vanno a fare lo stesso lavoro per strutture accreditate. Non è che non vanno nell'emergenza, ma vanno a farlo per conto di altri, e però perché quando poi sono stanchi e non ce la fanno più decidono: oggi non vado al lavoro, sto a casa e qualcun altro mi sostituirà, cosa che nel sistema pubblico non può essere, perché il servizio va sempre garantito, non è che chiudi. Quindi vedete, non è tanto un tema di professionalità che mi piace o non mi piace, ma è di riconoscimento, di contesto lavorativo, di tranquillità con il quale si può fare quel tipo di lavoro. Io penso che il problema del pronto soccorso, anche che il posto, parlo qua da utente, in modo molto semplice, dove uno va quando non sa dove andare. E per questo e questo è sbagliato, perché sono tutti codici bassi, ma è per questo che forse se creassimo delle strutture, io sui medici di base sono d'accordo, forse sono anche a favore, vi dico francamente, della configurazione come lavoratori dipendenti, ma per creare delle strutture di prossimità dove che quelle diventino un punto di prossimità dove andare quando non hai chiaro, so che sto male, non ho chiaro dove andare, trovo un interlocutore di quel tipo che gestisce a volte che semplicemente l'attacco di panico, la preoccupazione per il nulla e via dicendo, invece di intasare delle strutture e poi arrivare lì. Riusciamo a fare un altro giro di domande? No. Io starei qua perché io mi diverto, ma... Anch'io sì. No, per carità, ma insomma presumo che rispettiamo anche gli orari, perché tutti quanti hanno tenuto conto anche dei tempi con i quali noi lavoriamo, e quindi so che qualcun altro ha qualche altro impegno a questo. Appunto. No. Bene, allora, Sindaco, abbiamo fatto il secondo corso di formazione politica, che mi pare abbia funzionato. Tu che sei che hai coniato che la politica non è fatta per le persone pigre, che ne dici? Sì, una città. Bene, allora brevemente, perché ovviamente sono le 23, quindi immagino che abbiate di meglio da fare che ascoltare me. Allora, io intanto ringrazio l'associazione per questa opportunità e gli ospiti che sono stati ampiamente qualificati, e quindi penso che perlomeno andiamo a casa con la percezione che chi si occupa di sanità nel nostro territorio, sia la parte politica che la parte tecnica, è ampiamente competente, quindi siamo, penso, in buone mani, quindi grazie per la serata. Io volevo offrire due spunti, veramente due flash velocissimi. Il primo riguarda il fatto che alle volte abbiamo questa percezione sbagliata della politica, che è la delega che diamo o ci date per 5 anni e poi noi facciamo il bene, il male, il bello e il cattivo tempo. In realtà la politica è una cosa che facciamo ogni giorno con le nostre scelte e con le nostre non scelte, e penso che qui a Jesolo abbiamo la testimonianza di come la gente può fare la politica e proporre anche dei cambiamenti. In tema di sanità, io ricordo che qualche anno fa c'è stato un forte movimento popolare a Jesolo per il mantenimento dell'ospedale a Jesolo. Ricordo che questo si è tradotto poi in una forte volontà politica anche della rappresentanza. Nel 2012 ricordo che sono diventato consigliere comunale, una delle prime cose che abbiamo fatto è andare come conferenza capigruppo in 5ª commissione in Regione Veneto per dire: mi raccomando, non chiudete l'ospedale. E ancora al tempo c'era diciamo il dubbio sulla permanenza di Jesolo. Questa forte volontà popolare poi politica si è trasformata in una scelta concreta, perché oggi non è in discussione la permanenza dell'ospedale di Jesolo, ma anzi stiamo investendo più di 10 milioni di euro in questa struttura, quindi penso non sia una struttura che va a chiudere. Quindi questo è il primo messaggio che volevo condividere. Il secondo è che l'ambito più allargato, quindi sanitario e sociale, è in grande mutamento e in una piccola rivoluzione, perché in sanità abbiamo la medicina di gruppo, le case di comunità, gli ospedali di comunità, quindi tante cose che stanno cambiando. In ambito sociale abbiamo questa rivoluzione che ancora non ci si rende conto a livello popolare, ma vi assicuro che sarà una rivoluzione importante, che è quella degli ambiti territoriali sociali, quindi i servizi sociali che oggi sono gestiti singolarmente dai comuni. La Regione ci ha detto entro il 9 aprile 2026 lo fate assieme.
e quindi il Veneto Orientale sta costruendo il modello di gestione unitaria dei servizi sociali, in parte che avevamo già come comuni, in parte che attualmente li gestisce in delega l'ASL. Quindi vi assicuro che c'è un cambiamento in atto che è rivoluzionario, e penso che avere la possibilità di approfondire questi cambiamenti anche da parte delle persone sia un momento anche di consapevolezza di ciò che sta succedendo. Quindi ringrazio l'associazione, perché questa seconda edizione si conferma ancora di più dopo il primo giro sperimentale lo scorso anno, quindi penso ce ne sarà una terza. Bene, grazie. Grazie Sindaco. Grazie ai nostri interlocutori, al professor Crisostolo, al direttore, alla consigliera Zottis e a Luca Spavanetto. Grazie all'amministrazione comunale che ci sostiene in questo nostro impegno. Grazie al direttore della Casa Rizzola che ha ascoltato, è una presenza storica, quello che diceva il direttore nel nostro territorio. E grazie a voi tutti, e appuntamento, mi raccomando, il questionario, e se venerdì prossimo venite a parlare di speranza, speriamo tante belle cose che anche stasera abbiamo sentito. Grazie a tutti, arrivederci.